Benvenuti e grazie per essere qui. Cominciamo un paio di raccomandazioni prima di cominciare. La prima ovviamente è una riflessione su quanto è accaduto a Parigi. Guardate, stamattina ho avuto una sensazione, mi ha riportato alla mente non dico analoga perché era un contesto storico completamente diverso, ma il 16 marzo del 78 eravamo in facoltà di lettere perché avevamo indetto un'assemblea e giunse la notizia del rapimento di Moro e dell'uccisione della scorta. Eravamo assolutamente tutti confusi e non sapevamo cosa fare. E in quell'occasione si decise di fare comunque l'assemblea perché comunque il ragionamento, la scelta, la decisione di combattere e di andare avanti non doveva fermarsi. È la stessa ragione per cui io credo che stamattina noi comunque dobbiamo ragionare su quello che è la coalizione sociale. In ogni caso, chi vuole impegnarsi nella politica per questo Paese, per la politica internazionale, deve andare avanti. Però un gesto di umanità verso questa carneficina, verso questa barbarie che è stata commessa, lo dobbiamo dare, per cui vi invito a un minuto di silenzio in piedi per ricordare le vittime di Parigi. Bene, grazie, possiamo cominciare. Allora, vi dicevo un po' di raccomandazioni. Noi avremo 4 relazioni introduttive sui temi che sono stati indicati per questa riunione e ci saranno 4 relatori che ovviamente svilupperanno i loro ragionamenti. La preghiera a chi interverrà subito dopo, dando delle indicazioni su nome e partecipazione all'Assemblea, è di attenersi massimo ai 5 minuti nell'intervento. Questa ovviamente è la preghiera perché poi possiamo ascoltare in santa pace Maurizio Landini quando chiuderà la mattinata e siccome lui ha un aereo, inderogabilmente deve lasciare questa sala all'1:30, quindi presumibilmente lo faremo parlare all'1. Siccome il compito più preciso che mi è stato dato è quello di dettare i tempi, sarò assolutamente rigido, quindi mi perdonerete, ma al 5° minuto io vi segnalerò di chiudere assolutamente il vostro intervento, perché altrimenti salta tutto e non riusciamo a coordinare l'iniziativa. Un'ultima segnalazione. Siccome, come oggi è stato scritto egregiamente, la conquista di Via Emilia da parte di Landini non è una conquista gratuita, c'è bisogno di un contributo e allora per favore quando finiremo, quando ve ne dovrete andare eccetera, se potete dare un contributo per la realizzazione di questa giornata, c'è fuori credo una cassetta di raccolta. Bene, io mi fermo qui, credo di non avere altre informazioni da darvi. Cominciamo con Maurizio Carboni. Mariano, scusate. Grazie Ottavio. Ho scritto perché in questo caso abbiamo l'esigenza di rispettare i tempi e di essere precisi nel messaggio che vogliamo lanciare, perché abbiamo tanti iscritti a parlare e perché siamo presenti in questa sede non solo per parlare ma perché vorremmo anche ascoltare, perché purtroppo siamo costretti in premessa a parlare dell'ennesima strage, dell'ennesima carneficina, 120 morti, no? 150
l'ultimo aggiornamento, 200 feriti, 80 in modo grave, con un bilancio provvisorio. Siamo costretti a parlare ancora di spirale di violenza senza fine, dove la violenza chiama altra violenza, in Europa, nel mondo, dove la violenza produrrà sofferenze nelle famiglie che hanno perso i propri cari, ma anche in quelle migliaia di persone oneste, per bene, che saranno guardate con sospetto, che faticheranno ancora di più ad integrarsi. E considerando il nostro tempo, i flussi migratori, sappiamo che non stiamo parlando di una cosa di poco conto. Lascio a Franco il compito di approfondire questo tema. E poi vorremmo spiegare il perché sentiamo l'esigenza di far nascere e di far vivere una grande coalizione sociale anche in Sardegna. Vorremmo provare a specificare che cosa deve essere la coalizione sociale, che cosa deve fare la coalizione sociale in Sardegna, nei vari comuni. Vedete, ve la dico così. Noi sentiamo l'esigenza di far nascere la coalizione sociale perché non se ne può più della semplificazione, delle logiche lideristiche, plebiscitarie, delle decisioni calate dall'alto, dei tweet, della propaganda, degli opportunismi, dei leader che si alternano alla guida del paese e che si scimmiottano nelle cose più deteriori. A nostro modesto avviso il paese è precipitato sotto il profilo etico, morale, sociale anche per questo. Basterebbe conoscere un po' di storia, osservare freddamente la realtà per comprendere la differenza tra ciò che siamo stati come paese e ciò che siamo oggi. Siamo un paese in forte decadenza, profondamente ingiusto, in preda a 1000 contraddizioni, corruzione, malaffare, criminalità organizzata, divario tra ricchi e poveri, distruzione del ceto medio, poveri anche quando si lavora, si ritira la pensione. A noi questo stato di cose non ci piace e non ci dicano che siamo nostalgici. Se diciamo che crediamo ad un paese diverso, che vorremmo un paese diverso, perché un paese diverso è possibile. Per questo vorremmo provare a fare la nostra parte, dando un contributo, adempiere al dovere civico, della partecipazione, del confronto, della proposta. Non vogliamo fare un partito, vorremmo far viaggiare le idee, prendendo spunto dall'agire di milioni di persone, dei nostri nonni, dei nostri padri, a seconda dell'età anagrafica di chi mi ascolta, di tutte quelle persone che partendo dalle ceneri, dalla catastrofe della seconda guerra mondiale, si sono rimboccati le maniche, hanno lavorato, hanno elaborato, hanno fatto proposte, hanno ricostruito il paese partendo dalle fondamenta. Persone quelle che si confrontavano aspramente, difendevano le loro idee, le loro convinzioni, ma che si rispettavano, che avevano rispetto degli altri. Evidentemente avevano letto l'insegnamento di Voltaire, quando diceva: non condivido quello che dici, ma sono disposto a dare la mia vita affinché tu la possa esprimere. Regola che valeva per tutti, centro, sinistra, destra, parti sociali, discussioni aspre, grandi manifestazioni, però nessuno negava agli altri il diritto di esistere, di esercitare la sua funzione sociale. Anzi, la discussione nei luoghi fisici deputati era funzionale al consolidamento del processo democratico, serviva per contaminare chi ne avesse bisogno di ulteriore essenza di democrazia. Il confronto con le parti sociali produceva mediazione, componeva i conflitti. La discussione è servita a creare classe dirigente e quella discussione ha creato classe dirigente diffusa, che si è occupata nei decenni della cosa pubblica a tutti i livelli, comuni, provincia, regione, rami del Parlamento. Padri e nonni che con questo schema ci hanno regalato la Costituzione repubblicana, una delle più avanzate del mondo. Hanno ricostruito la coesione sociale, le ragioni dello stare insieme. Si sono posti il problema del progresso. Nel tempo hanno costruito il sistema dei diritti individuali e diritti collettivi, lo Stato sociale, il sistema universalistico dei servizi.
hanno sostenuto il processo di emancipazione delle donne, hanno costruito diritti per gli anziani, per i diversamente abili, per la parte più debole del Paese, lo ripeto. Loro avevano tanti luoghi fisici per la discussione, dove il confronto e la proposta hanno creato cultura e classe dirigente. E sappiamo che quello era un Paese diverso, più avanzato, dove i padri lavoravano per dare una mano ai figli, avevano la speranza di consegnare un avvenire diverso per i figli. Sono loro la nostra ispirazione, sono loro il nostro punto di riferimento. Oggi, purtroppo, non è così. La politica spettacolo, il leaderismo, il tweet, l'uso della televisione, il controllo della televisione, l'asservimento della televisione, l'uso spregiudicato dei sondaggi, tutte cose che hanno concentrato il potere, ridotto la partecipazione, compresso gli spazi di democrazia, con una classe dirigente che ha troppi vizi e poche virtù, troppe persone che con disinvoltura cambiano la casacca, passano da uno schieramento all'altro in men che non si dica, classe dirigente che nelle persone che contano rincorre il potere, l'affare, l'ossessione del potere personale, una sorta di sistema bloccato, con modalità diverse rispetto alla Prima Repubblica, ma bloccato nella rincorsa spregiudicata del potere, bloccato nel nuovo collateralismo tra l'impresa, la finanza, il governo, con l'Europa dell'elite che sostiene quelle logiche e quegli interessi. Loro sono già da anni coalizione, la coalizione dei potenti, senza che nessuno di questi spieghi, risponda alle domande, chieda conti ai responsabili dello sfascio del sistema Paese, si interroghi sulla fragilità del nostro sistema produttivo, senza che nessuno dica perché le imprese ad un certo punto hanno smesso di investire e innovare, chieda perché sono franate in questo modo di fronte alla crisi e non abbiano retto alle dinamiche della globalizzazione. Nessuno lo dice perché sono loro che controllano direttamente il potere, perché sono parte del nuovo collateralismo che blocca il sistema, che si autoconserva. E oggi dicono a noi che abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità, sono pieni di soldi, si sono arricchiti e lo dicono a noi e ci presentano il conto, un conto salato, meno diritti, meno tutele, che vuol dire che si rinnovano male i contratti nazionali e che si distrugge lo statuto dei lavoratori, questo è il termine. Meno pensione, riforme della previdenza, legge Fornero, esodati, impatto sui giovani, turnover che non c'è, mobilità sociale che non c'è. Scusate per la semplificazione, che vuol dire meno Stato sociale, riforma della scuola, riduzione progressiva della spesa sanitaria. E guardate, ce l'hanno insegnato, Stato sociale vuol dire porsi il problema di ridurre le diseguaglianze e le disparità tra chi è stato fortunato perché ha i soldi e chi è stato meno fortunato perché non ha i soldi, ma ha talento e capacità, perché sappiamo che non si sceglie dove nasce, sappiamo che non si sceglie l'appartenenza ad una o ad un'altra categoria sociale, è così, sono cose che non si scelgono. Vedete, a proposito di luoghi fisici per la discussione, abbiamo scelto di fare questa iniziativa presso la Fondazione Berlinguer, non a gratis, sottolineo, e la scelta non è casuale, è però una scelta simbolica. Ero piccolo quando in questo Paese si discuteva animatamente di questione morale, di riformismo, di progressismo, del significato di questi termini. Io credo che avesse ragione lui, Berlinguer, quando sosteneva che le riforme dovessero produrre il progresso, il miglioramento della condizione, l'ulteriore emancipazione, che avesse ragione lui quando diceva che tutto quello che riportava al passato dovesse essere definito in modo diverso, controriforma. Per questo, pensando a Renzi, lo dico in esplicito, io non vedo riforme progressiste,
Vedo tante controriforme, articolo 18, Statuto dei lavoratori, scuola, riduzione dello Stato sociale, soglia del contante a 3.000 euro per conquistare il consenso dei furbetti del quartiere. Vergognoso, altro che lotta all'evasione fiscale. Tutte cose unite da un pensiero di fondo che ci riporta al passato, in quella logica di sistema bloccato, dove sono decenni che le stesse persone propongono ed attuano le medesime cose. Voglio anche dire che noi non siamo ingenui. Aver citato padri e nonni non significa che noi viaggiamo con gli occhiali del passato, perché sappiamo che il contesto è cambiato, che il mondo è cambiato, che la società è cambiata, che i giovani sono cambiati. I giovani sono cambiati, ma non sono deficienti. Sono schifati dal malaffare, dalla corruzione, rimangono distanti per questo. Il mondo è cambiato, ma non nell'esigenza dell'onestà e della serietà. La società è cambiata, ma ha bisogno di punti di riferimento, di equità sociale. E guardate, l'assemblea di oggi, la fase preparatoria, dimostrano che c'è voglia di fare, di mettersi in gioco, di elaborare, di proporre, di mobilitarsi quando è necessario. Faremo anche questo, vediamo se la manifestazione del 21, considerando quello che è successo, sarà confermata. Se sarà confermata noi ci saremo a Roma e faremo iniziative regionali. Vogliamo agire così. E poi, a proposito di nuovo, pensando alle tecniche della comunicazione, nessuno ci vieta di ricreare i luoghi fisici di discussione, di elaborazione, il Paese ne ha bisogno, di riassumere questa elaborazione e di farla girare utilizzando le nuove tecnologie. Tecnicamente possiamo dire che dobbiamo essere in grado di fare rete, di ricreare la rete, di stimolare la discussione e di veicolare quelle discussioni utilizzando gli strumenti tecnologici. Lo ripeto, dobbiamo far viaggiare le idee, abbiamo bisogno di un fronte più largo e lo vogliamo costruire. Questa è la nostra ambizione. Anche regionalmente, localmente vorremmo agire così e vi chiediamo una mano, e questo è il senso dell'assemblea di oggi. Onestamente, in questi mesi ho incontrato tante persone, molti amici, che per carità hanno dato un contributo quando sono stati chiamati a ricoprire incarichi pubblici, l'hanno fatto con serietà, perché non amo il qualunquismo, non amo dire che si è tutti uguali, non è così, che ci hanno provato. A queste persone però, ribadisco, l'abbiamo detto in tutte le salse nella fase preparatoria, che noi siamo disposti ad ascoltare i suggerimenti, il confronto alla pari, ma che si deve sapere che non siamo un trampolino, non siamo il trampolino per il nuovo lancio, siamo aperti a ricevere il contributo, ma non vorremmo che ci fossero secondi fini, non siamo un trampolino. L'altra cosa che non vorremmo essere, e anche questo va detto con chiarezza quando si discute di merito, è un gruppo di persone più o meno largo che si riuniscono per fare l'elenco della spesa, per fare l'elenco delle cose che non vanno. Un gruppo di persone che si riuniscono per dire sempre no a tutto. Io non amo la demagogia, il disfattismo, le cose residuali votate al minoritarismo. Non ho tempo da perdere, personalmente ragiono così. Non siamo custodi di verità assolute. Vogliamo discutere, capiamo l'esigenza del confronto, della critica, ma ad ogni critica, ad ogni no, bisogna associare un ragionamento, una proposta. Dobbiamo dire come la pensiamo, dobbiamo indicare l'alternativa. Insomma, dobbiamo essere lungimiranti, dobbiamo aprire la mente, metterci in gioco. Dobbiamo porci noi per primi il problema della crescita complessiva del Paese, di come far crescere il Paese. Lo ripeto, dobbiamo avere l'ambizione di cambiare il Paese. Oggi partiamo con questi 3 temi: lavoro e sviluppo, scuola e formazione, povertà e immigrazione. È solo il primo passo. Sappiamo che l'elaborazione è parziale, stiamo iniziando il lavoro. Per esempio ci serve un contributo più attivo della scuola,
corpo docenti, personale ATA, il contributo di chi lavora in quel contesto e si scontra con i problemi quotidiani, ma avremo modo di replicare questi momenti in altri contesti, provinciali, comunali, vedremo, dipende da noi, perché per esempio, sempre sul merito, non possiamo non approfondire il tema del sottosviluppo della Sardegna, della nostra condizione infrastrutturale. Come si fa a non interrogarsi sul perché a fronte di 270 regioni europee noi siamo al 231esimo posto in fondo alla graduatoria nazionale ed europea? Perché siamo conciati così? Come si fa a non interrogarsi sul che fare e su come accompagnare il processo di trasformazione del nostro apparato produttivo, su come potenziare il nostro apparato produttivo, sulle condizioni di base per attrarre investimenti, fare impresa stando nel mercato in modo competitivo? Si ragiona così, primario, secondario, terziario, vale per tutti, su come sostenere chi ha perso il lavoro, chi non riesce a trovarlo, ammortizzatori sociali, il reddito di cittadinanza, sui giovani, sul tema della formazione adeguata, sulla relazione tra la specializzazione produttiva, la formazione e l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro. Temi grandi come una casa che non possono essere liquidati in poche battute, anche se bisogna dire, ho concluso, che su questo ci sono ulteriori ritardi della Giunta Pigliaro e onestamente, bisogna dirlo, noi non siamo contenti, vorremmo discutere di altre cose. Vedete, i temi sono tanti, ho finito il tempo, l'importante era iniziare e noi abbiamo iniziato. Grazie per la partecipazione, grazie per il contributo che saprete e vorrete dare anche al di là dell'assemblea di oggi, perché vogliamo andare oltre l'assemblea di oggi. Grazie. Allora, proseguiamo con gli interventi introduttivi che, come avete visto dalla locandina, sono articolati per temi. Marco Ligas, che ci parla del Manifesto Sardo, che ci parla di la cartellina? Lavoro. Saluto anch'io tutti voi. Si sente? Comunico subito che anch'io leggerò il mio intervento per fare in modo che sia contenuto nei limiti di tempo che abbiamo previsto. Io ho la voce bassa. Pronto? Si sente meglio? Va meglio? No? Mariano l'ha spento. Voi contatori. Il più vicino possibile. Sì. Dicevo che anch'io leggerò il mio intervento per fare in modo di contenerlo nei limiti di tempo che abbiamo previsto. E con questo intervento faccio subito una considerazione che riterrete senz'altro ovvia, tuttavia la faccio ugualmente perché è della massima importanza. Il lavoro non è solo un aspetto fondamentale della vita delle persone, ma deve essere anche qualcosa di più di una fonte di reddito. Non essendo una merce, deve avere un valore esistenziale. È importante questo. Deve garantire cioè la realizzazione delle aspettative dei lavoratori e delle lavoratrici e al tempo stesso una vita dignitosa e non può limitarsi a rispondere ad un bisogno assistenziale. È all'interno di questa concezione che bisogna assicurare il lavoro non solo a chi lo ha già, ma anche a chi lo sta perdendo definitivamente o a chi non lo trova. Sarà il reddito di cittadinanza che potrà risolvere questi problemi, oppure il REIS,
il reddito di inclusione sociale, oppure il reddito minimo garantito, oppure il reddito di dignità. Da un po' di tempo si parla molto di queste proposte. Io non so quale potrà essere la più praticabile. Sono certo comunque che questa questione dovrà essere affrontata con determinazione, soprattutto con le lotte congiunte degli operai e dei disoccupati, e dovrà affrontare le emergenze di oggi anche garantendo le giovani generazioni, tutelando il diritto allo studio, sostenendo la formazione e la crescita culturale e professionale, permettendo a migliaia di persone di uscire dal ricatto della precarietà, del dover accettare un lavoro purché sia, pur di avere un reddito, spesso misero quanto le condizioni di quel lavoro. Insomma, è fondamentale un nuovo piano del lavoro che sappia garantire una continuità e delle certezze. Le risorse ci sono, basterebbe usare quelle che ora sono destinate alla disoccupazione e alla mobilità, integrate naturalmente dai risultati di una vera lotta all'evasione fiscale e dalla tassazione progressiva di rendite e patrimoni, perché un nuovo e moderno concetto di cittadinanza non può prescindere da una diversa distribuzione della ricchezza. Dobbiamo uscire, insomma, dalla fase per cui ogni volta che si parla di tasse patrimoniali la gente, soprattutto le fasce, cioè non soprattutto, soltanto le fasce più ricche, subito drizzano i capelli e si impauriscono. Non dimentichiamo inoltre le spese militari. L'esempio di queste settimane con le esercitazioni svolte nella nostra isola è eloquente. La presenza di 36.000 militari, accompagnata da diverse decine di unità navali e da alcune centinaia di aeroplani, è un'iniziativa assurda. A parte il dissesto ambientale, chi affronta le spese di questa pazzia? E perché si sostengono queste spese quando i bisogni sono altri? Anche a causa di queste contraddizioni credo che si colga nel Paese la necessità di un adeguamento dei modelli produttivi, cioè il bisogno di una scelta politica e sindacale che affronti con spirito propositivo i cambiamenti in corso nella società. Si tratta di scelte a volte difficili da realizzare, ma questo è un obiettivo che deve porsi la coalizione sociale di cui incominciamo a parlarne oggi in Sardegna. Sono del parere che per affrontare queste questioni sia opportuno partire dalle esperienze che abbiamo vissuto nei nostri territori nel corso degli ultimi decenni. Esaminando quel che è successo, dobbiamo mettere in evidenza e sottolinearli con decisione due aspetti fondamentali. Il primo è l'intervento, a volte massiccio, della grande industria che ha usufruito di contributi statali spesso decisivi per il suo sviluppo. Il secondo è l'assalto selvaggio del territorio e il disastro ecologico che ha determinato. Nella fase iniziale di questi interventi abbiamo registrato una crescita notevole dell'occupazione, soprattutto nel secondo settore, ma già a metà degli anni 70 è iniziato il declino di questo processo. Soprattutto a causa delle vicende internazionali si è progressivamente ridotto il numero dei lavoratori dell'industria ed è iniziato il ricatto delle grandi aziende nei confronti dello Stato e della Regione. Il messaggio padronale era chiaro. Da soli, dicevano, non riusciamo a far sopravvivere queste nuove strutture produttive, abbiamo bisogno di un sostegno. È durato all'infinito. E per anni è andata avanti appunto questa modalità relazionale. È successo a Porto Torres, dove è nato uno dei più grandi poli petrolchimici europei, la famosa XIR, la cui nascita risale al 1959. La crisi ha favorito subito l'arrivo dell'ENI e via via la presenza dell'Enel, della spagnola Endesa e infine della tedesca E.ON. Intanto il sito industriale veniva suddiviso in più aziende,
anche straniere, e non tutte dalle strategie di lungo periodo. In questi ultimi anni, ultimo tentativo, è stato firmato un protocollo d'intesa per la chimica verde, i CARD, vi ricordate? La spesa prevista era di 1 miliardo e 200 milioni. I nuovi occupati dovrebbero essere 103, che passerebbero dagli attuali 582 a 685. Ma è saltata anche questa ipotesi. La comunicazione è recente, proprio di questi giorni. Le gravi conseguenze verificatesi a Porto Torres non sono un fatto isolato. Si parla ancora poco dell'esito di una ricerca sugli effetti del benzene nella composizione del DNA dei bambini che vivono nelle vicinanze della Saras. L'ultima rilevazione ci informa che le leucemie colpiscono a San Rocco il 30% in più rispetto al resto della Sardegna e potrebbero essere collegate al benzene distribuito nell'aria dalle grandi industrie. In questi ultimi tempi, come se niente fosse, si moltiplicano le operazioni di invasione dell'isola. Si va dalle trivelle del Montiferru ai radar dell'Asinara, da Olbia a Caposandalo, dalle finte serre fotovoltaiche di Narbolia ai Milis. E neanche si possono legittimare queste iniziative con i livelli occupazionali previsti, perché sono prossimi allo zero. Dal contesto regionale non poteva mancare il centro Sardegna. Negli anni 70 il pubblico attraverso l'Anic Fibre e il privato attraverso Montefibre si accordano e avviano 2 catene di produzione di fibre. Gli occupati sono 2.700. Forse avviene uno dei più grandi sconvolgimenti nella storia della Sardegna. Pastori e contadini smettono di fare i pastori e contadini e diventano operai. La rivoluzione però dura poco e dagli anni 90 gli occupati si riducono di nuovo e arrivano a 200. Gli effetti inquinanti di questa presenza sono però gli stessi che registriamo in tutta l'isola. Oggi quel che resta è una produzione energetica che, a detta degli stessi lavoratori, usa tecniche... mi sto allontanando? Devi stare di fronte al microfono. Devo stare... Obbedisco. Ci provo. Dicevo, oggi quel che resta è tutta una produzione energetica. Oggi... No, ma se si avvicina lui ci allontana. Sì, ecco, non voglio farla lunga su questi temi e neppure voglio sottovalutare come la riconversione delle attività produttive ponga aspetti strettamente collegati alle nuove tipologie degli interventi previsti. Faccio un esempio. Com'è possibile che i metalmeccanici o i chimici che hanno vissuto le loro esperienze lavorative all'interno di quei settori all'improvviso scoprano nuove professionalità? Non si tratta di questioni irrilevanti, sono abbastanza importanti perché riguardano le esperienze lavorative e sociali di intere comunità. Un esempio emblematico lo viviamo attualmente nel Sulcis, dove i lavoratori dell'Alcoa sono impegnati in una lotta che viene condotta per la difesa della fabbrica. La lotta non è facile perché incontra ostacoli sia da parte dell'azienda sia da parte delle istituzioni che oppongono una resistenza su un aspetto non secondario, la definizione del costo dell'energia che è indispensabile per la ripresa del funzionamento dell'azienda. È pertanto necessario che la lotta in corso degli operai dell'Alcoa trovi il sostegno sindacale e politico, avendo la consapevolezza che un'eventuale chiusura della fabbrica non potrà segnare la fine della storia operaia, ma costringerà tutti noi a reinventare nuovi processi produttivi, capaci di garantire il diritto al lavoro, la dignità dei lavoratori e delle lavoratrici e la tutela del territorio. Non affronto in modo specifico il tema degli appalti per ragioni di tempo. Penso che altri lo faranno. Voglio solo sottolineare che gli appalti promuovono una normale politica di riduzione dei costi di lavoro, conforme ai processi in atto
nell'epoca della globalizzazione, del Fiscal Compact, della Spending Review, del Job Act e così via. Meno salari e più profitti per le imprese, in nome delle tutele crescenti, come sostiene il nostro stimato Presidente del Consiglio. È superfluo sottolineare che questa politica richiede una opposizione severa. Chiudo questo mio intervento ponendo un problema molto importante: la presenza nell'isola delle basi militari. Sappiamo che le esercitazioni che vengono svolte non solo inquinano, non solo sottraggono parte dei nostri territori utili per la promozione di attività produttive, sono anche funzionali alla preparazione dei conflitti armati. Non possiamo tollerare nessuna di queste cose. Queste conseguenze però ci costringono ad una riflessione. La chiusura delle basi o il loro ridimensionamento comporta necessariamente l'individuazione di nuove attività che dovranno essere svolte dai lavoratori impegnati attualmente nelle stesse basi. Non saremo noi oggi, in modo astratto e intellettualistico, ad indicarle. Saranno gli stessi lavoratori a farlo, individuando i settori nei quali riconvertire la loro attività e i percorsi di formazione necessari. In questo potrai intervenire appena finisco. E in questo supportati dalle forze politiche e sindacali. Ma perché questo avvenga è necessario che noi stessi partecipiamo. Dar vita alla coalizione sociale significa anche questo: essere presenti nella fase della programmazione delle attività produttive a stretto contatto con chi è alla ricerca del lavoro. Vi ringrazio. Sia negli interventi di Carboni che in questo di Marco Lis c'è un riferimento preciso ai giovani. Io aspetto molto dall'intervento di Francesco Ara. Sapete perché? Perché se voi ci pensate bene, il modello giovanile che viene spacciato, che ormai da 30 anni, 20 anni, 30 anni, è quello che il cervello non serve a nulla, serve tutto il resto, la bellezza, la muscolosità, l'attrattiva fisica, il cervello non serve a nulla. Questo ha fatto sì, ecco perché probabilmente è successo, come dire, questa ritrazione dei giovani dall'impegnarsi. Allora, ecco perché diventa invece importante sentire Francesco Ara, che rappresenta l'Unione degli Studenti, ma non solo per una questione di speranza, noi che ormai siamo in là con gli anni, ma soprattutto per un progetto di costruzione di iniziative che noi potremmo in qualche modo affiancare. Prego Francesco. Salve a tutte e a tutti. Ok. Mi sembra abbastanza facile individuare una linea comune tra le varie riforme che appunto sta portando avanti questo governo. La riforma del lavoro, la riforma della scuola, ma anche per quanto riguarda le scelte di gestione del territorio che vengono fatte in tutte le regioni. La linea comune e la linea negativa che denota queste riforme è la questione democratica. Quello che manca appunto in queste riforme, o quello che viene attaccato, è la democrazia. Nel lavoro col Jobs Act, nella buona scuola, eliminando sempre di più la partecipazione degli studenti, dando più poteri al preside, facendo entrare i privati nelle scuole che potranno ricattare la didattica in quelle scuole. Nella scuola c'è un problema veramente grave, non solo nella scuola, non solo nelle scuole superiori, ma anche all'università, che è quella della dispersione scolastica, che in Sardegna è al 27%, 10 punti in più rispetto alla media nazionale, e anche la media nazionale è sicuramente altissima, e nelle università è quello del calo delle immatricolazioni. Questo io non credo che sia perché gli studenti non abbiano più voglia di studiare,
ma per il semplice motivo che la scuola viene vista come un investimento da parte delle famiglie, un investimento, una spesa. Non serve più a garantire allo studente un futuro migliore. Mandare uno studente a scuola significa spendere dei soldi e non assicurare un futuro a quello studente. Quindi mandiamo gli studenti a lavorare piuttosto che farli formare. E la risposta alla dispersione scolastica da questo governo, ma anche da alcune dichiarazioni dell'assessore regionale alla cultura e all'istruzione, dicono che la dispersione scolastica si risolve potenziando l'alternanza scuola-lavoro. Potenziando l'alternanza scuola-lavoro e quindi garantendo agli studenti delle esperienze lavorative precedenti alla conclusione del loro percorso formativo. Questo rispecchia una visione della scuola e dei luoghi della formazione e della conoscenza assolutamente sbagliata, secondo me. Cioè che la scuola e i luoghi della formazione non sono altro che dei settori produttivi sui quali si può investire o sui quali si può non investire, e che quindi determinano non la creazione di coscienza all'interno degli studenti, di spirito critico, di formazione, ma determinano semplicemente la produzione di nuovi lavoratori. Che poi questi lavoratori siano specializzati o no, che siano consapevoli o no dei loro diritti, non importa. L'importante è lavorare nella logica del risultato, lavorare per valutare appunto gli studenti in base al semplice voto numerico, piuttosto che al ragionamento che c'è dietro alla preparazione di una verifica, di un qualsiasi esame. E questo si lega tantissimo col discorso sul merito, sul discorso della meritocrazia. All'interno degli istituti, all'interno dei luoghi della formazione, lo studente meritevole è quello che raggiunge il risultato prefissato dal ministero, prefissato dal docente. È palese appunto come il sistema degli invalsi rispecchia al massimo questo metodo di valutazione. Quello che dico io è che se gli studenti non si iscrivono a scuola, se gli studenti non vedono più la scuola e i luoghi della formazione come un percorso su quale investire, è anche perché lo Stato non interviene per eliminare quei problemi economici che ci sono alla base dell'iscrizione nelle scuole. Non investe sul diritto allo studio. Dopo un anno nel quale si è millantata il finanziamento del diritto allo studio nella buona scuola, nella legge di stabilità il governo mette 0 euro per il diritto allo studio. È una cosa importantissima da capire. Se il problema principale della scuola è che è una spesa per gli studenti e che non a tutti viene consentito l'accesso all'istruzione, non possiamo pensare di garantire l'iscrizione degli studenti nelle scuole e nei percorsi formativi potenziando l'alternanza scuola-lavoro. Dobbiamo incidere sulle condizioni materiali degli studenti, sulle condizioni socio-economiche di partenza e quindi investendo sul diritto allo studio, ma non come sistema e come misura assistenzialista, ma come misura che vada a garantire l'indipendenza e l'autonomia dello studente dalla propria condizione di partenza. Per questo il comodato d'uso di libri di testo, per esempio, o le borse di studio, secondo me, sono anche un sistema inefficace. Io sono più per un reddito di formazione che garantisca agli studenti l'indipendenza e la libertà di scelta del proprio percorso formativo, che non dipenda dalla propria classe sociale di provenienza. Perché quello che ci dicono i dati è che chi proviene da condizioni sfavorevoli si iscrive nei tecnici e nei professionali, non perché i tecnici e i professionali siano scuole meno dignitose in cui si viene formati di meno, ma per il semplice motivo che gli studenti che vengono da questa condizione hanno la necessità di un lavoro, hanno la necessità di entrare subito in un percorso lavorativo, tralasciando magari quelle materie che potrebbero interessare che li potrebbero interessare di più, che sono per esempio le materie umanistiche. A me è successa una cosa: quando io ho fatto il mio esame di maturità, alla fine mi hanno chiesto ovviamente dove mi sarei iscritto. Quando io ho detto che mi volevo iscrivere in filosofia, i docenti mi hanno detto: ah no, ma sei fuori di testa, perché ti vuoi iscrivere in filosofia? Che prospettive credi di avere iscrivendoti in filosofia?
È questo quello che sta dietro la scuola. La scuola lavora secondo logiche di mercato che non sono proprie della conoscenza. Noi non possiamo pensare che la conoscenza stia all'interno di queste valutazioni, di queste logiche che la restringono e non la rendono libera. Per questo credo che una battaglia che la coalizione sociale dovrebbe affrontare e sulla quale dovrebbe incidere fortemente è quella della liberazione della conoscenza e dei saperi. Promuovere una conoscenza libera da queste logiche di mercato e promuovere un accesso a tutti incondizionato alla conoscenza. Credo che la coalizione sociale non debba essere un semplice tentativo per dire a sinistra si muove qualcosa. La costruzione della coalizione sociale deve essere la costruzione di un nuovo soggetto politico e sociale che vada sì a fare elaborazione, a parlare di democrazia, a creare la democrazia all'interno delle nostre città, ma deve soprattutto dare delle risposte ai bisogni materiali, alle necessità delle persone che vivono le città, che vivono i luoghi della formazione, che vivono i posti di lavoro. Ecco, la mia proposta per dire all'interno della scuola, visto che si parla tanto degli studenti che non vogliono parlare di politica, che si sentono lontani dalla politica, che non vogliono partecipare a nessun dibattito, io dico questo: ma gli studenti sono mai stati coinvolti in qualche discussione? Sono mai stati incentivati a portare avanti qualche discussione? Se io sono abituato a lavorare a scuola per gli invalsi, per dire, quello che mi interessa non è quello che c'è dietro, non è la discussione, è il risultato. Se io voglio organizzare un'assemblea d'istituto e i professori mi dicono ma che palle l'assemblea d'istituto, perdiamo ore di lezione, come posso io pensare che io studente posso pensare che l'assemblea d'istituto sia un luogo di confronto importante? Come posso pensare che gli organi collegiali possano avere spazio per me se vengo considerato come una persona che non deve avere diritto di parlare, perché quello che dico io sono sogni, è una visione molto molto ristretta del mondo. Ecco, noi come coalizione sociale, e mi riferisco a chi c'è nella scuola, ai professori, al personale ATA, ai presidi e agli studenti che sono qua, anche se sono molto pochi, favoriamo la partecipazione all'interno della scuola, favoriamola creando degli spazi di discussione che siano alternativi e siano in più rispetto agli organi collegiali, come il consiglio d'istituto, il comitato studentesco, le assemblee d'istituto. Creiamo delle assemblee ad hoc in cui professori e studenti si possano confrontare e possono decidere dei loro istituti, possono decidere del loro futuro, possono incidere sulle scelte didattiche del proprio istituto, perché il POF, il programma dell'offerta formativa, non è assolutamente deciso dagli studenti, come nelle università. Gli studenti non vengono coinvolti nelle scelte didattiche. Ecco, il 9 ottobre noi abbiamo organizzato una manifestazione e lo slogan, il titolo di questa manifestazione era "Vogliamo potere". Vogliamo potere sia come verbo, perché noi vogliamo avere la possibilità di scelta, vogliamo avere la possibilità di iscriverci a scuola, di avere un'istruzione pubblica di qualità, finanziata, ma noi vogliamo anche il potere come sostantivo. Vogliamo riavere il potere decisionale all'interno delle nostre vite, che ci è stato tolto. Questa è la questione democratica di cui parlavo prima. Così come i lavoratori, così come a tutte le persone di questa società, anche agli studenti, è stato tolto il potere di decidere del proprio futuro. Per questo credo che la coalizione sociale debba partire da questo e debba rispondere alle necessità di tutta la società e anche a quelle degli studenti. Al lavoro e alla lotta. Allora, il quarto degli interventi programmati per introdurre questo nostro incontro è di Franco Uda dell'Arci e ci parla dei problemi della povertà.
sappiate che se avere scritto il proprio intervento è garanzia di stare nei tempi, ecco, sappiate che io ho preso soltanto degli appunti disordinati e sparsi che spero di riordinare adesso mentre parlo. ma voglio stare, scherzavo ovviamente, provare a stare nei tempi come tutti gli altri. Voglio partire dal fatto che meno di un mese fa, esattamente il 17 ottobre, veniva ricordata in tutto il mondo la giornata istituita dalle Nazioni Unite per l'eliminazione della povertà. E non è un caso che le Nazioni Unite si occupino di questo tema, dopo che già nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo, all'articolo 25, si dedica una parte molto approfondita al tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio degli uomini e delle proprie famiglie. E ancora più avanti, laddove dice che tutti i bambini nati dal matrimonio o fuori di esso devono godere della stessa protezione sociale. Quello che è accaduto negli ultimi anni in tutto il mondo con quella che viene definita una delle più grandi crisi, non soltanto economiche, ma anche economiche, è stato che la povertà, o per meglio dire i processi di impoverimento della società e di parti precise della società si sono acuiti fino a rendere problematica qualsiasi progetto di vita, qualsiasi elemento di esistenziale della vita delle persone, fino a determinarne la loro precarietà. La distruzione, l'annientamento di quel ceto medio, di quella middle class di cui prima si faceva accenno, è uno degli effetti della crisi, è uno degli effetti delle politiche dei governi nei vari stati. Perché, guardate, cioè, la povertà non è che sia una malattia o un frutto del destino. La povertà è un processo che viene innescato da politiche ben precise, messe in atto dai governi, messe in atto anche dalle grandi aggregazioni di governi, come per esempio l'Unione Europea, che attraverso la contrazione dell'investimento pubblico nel sociale determinano delle condizioni di vita più difficili, determinano delle condizioni di vita per le quali i processi nella società diventano, come dire, fortemente determinati da quello che in realtà decidono appunto i governi. Il pubblico ha una fortissima responsabilità in questo senso, in quello che aveva caratterizzato nella fase post-rivoluzione industriale in tutta Europa, nell'andamento appunto nella società, che è quello della mobilità sociale. Oggi abbiamo una mobilità sociale praticamente ridotta a zero. Chi nasce in condizioni di povertà rischia di avere questa come una condizione perenne lungo l'arco di tutta la sua vita. L'idea progressiva della storia che ci eravamo fatti, per cui ogni generazione avrebbe potuto vivere delle condizioni di benessere e di potenziale miglioramento delle proprie qualità di vita rispetto a quella precedente, è stata invertita ormai negli ultimi decenni. Ogni genitore consegna ai propri figli un futuro di gran lunga inferiore nelle aspettative di quello che ha potuto avere lui. E i dati anche qua sono assolutamente drammatici. Sono dati che ci riporta l'Istat, ma che ci riporta in particolare l'ultimo rapporto dello Svimez. Noi continuiamo ostinatamente a descrivere il nostro paese come l'Italia, come un paese unico e unito, e invece noi da questo rapporto ci rendiamo conto che è un paese profondamente differenziato nel proprio stile di vita, nelle proprie condizioni di vita attuali e in quelle che saranno determinate nel loro futuro. Ma il rapporto
Istat ci consegna una situazione drammatica. Nel 2014 1.500.000 famiglie erano in condizioni di povertà assoluta, quindi per un totale di oltre 4 milioni di persone, che sono quasi il 7% della popolazione italiana. La povertà è molto più pesante al sud, oltre quasi il 9% della popolazione, rispetto al centro, al 5%, e al nord, al 4%. E il meridione soffre un tasso di povertà doppio rispetto alle regioni settentrionali. Il rischio di povertà e le differenze territoriali sono ancora più forti. 1 su 10 è a rischio al centro-nord, 1 su 3 è a rischio al centro-sud. Voi capite bene che questo è una condizione di straordinaria difficoltà. E ancora abbiamo il tema delle nuove povertà. Il tema delle nuove povertà, dove non sono soltanto intese come una condizione economica oggettivamente misurabile, ma anche come un senso di insicurezza, di instabilità, una zona grigia sempre più ampia delle povertà, e anche fragilità di relazioni, precarietà lavorativa, insicurezza sociale, malattia, inadeguatezza ad un sistema dominato dalla competitività e dalla produttività. Bene, noi penso che abbiamo il dovere, anche nella fase iniziale di formazione di questa coalizione, di dire da subito che le politiche di assistenza sociale debbono ormai cedere il passo a quelle di protezione sociale, dove il tema dei diritti è quello fondamentale. Il tema dei diritti, che deve essere un sistema robusto di garanzie, ma anche di elementi effettivamente esigibili, ed esigibili sulla base di rapporti istituzionali e chiari col sistema del pubblico. Dobbiamo assolutamente essere in grado di passare da una condizione di clientes, in cui il cittadino deve andare a chiedere col cappello in mano qualcosa in più al sistema del pubblico, a una condizione di cives, in cui la condizione di cittadinanza è stabilita per diritto e tutti possono avere dei precisi diritti a fronte delle loro responsabilità pubbliche. Bene, le cose che io penso che noi dobbiamo dire da subito come coalizione sociale sono abbastanza chiare. Penso che le politiche di contrasto alla povertà devono essere politiche pubbliche, appunto, come si diceva, che il mondo della sussidiarietà coopera, interviene, rappresenta bisogni nuovi ed emergenti, ma non può e non deve sostituirsi alla responsabilità pubblica, come invece spesso accade, e spesso organizzazioni come la nostra, che fa parte del terzo settore, si trovano a dover affrontare. Quindi un sistema sostitutivo e non più sussidiario. Le politiche di contrasto alla povertà devono avere un'ottica multidimensionale, quindi un intervento sociale, occupabilità e politiche culturali. Troppo spesso la dimensione sociale e culturale è trascurata e si adottano approcci di corto respiro. L'educazione popolare, la formazione, l'impegno civico, la cultura della legalità costituiscono gli assi portanti di ciò che fa la differenza tra un percorso che consente di uscire dalle difficoltà e di ricostruirsi una vita, in pratica di emanciparsi, e uno invece che spinge sempre di più verso le povertà. L'impoverimento economico è un elemento decisivo dell'impoverimento culturale, della perdita di senso civico, ed è un fattore di lacerazione dei legami sociali e di crescita di capitale sociale negativo, in altre parole di familismo, illegalità, clientelismo. La diseguaglianza è un fattore non solo di impoverimento, ma di freno della crescita e del benessere della società e dei paesi. C'è bisogno di interventi di redistribuzione economica, non solo nell'ottica di contrastare la povertà, ma per far partire il volano dello sviluppo e del benessere. Per tutte queste ragioni riteniamo urgente che sia adottata anche in Italia, oggi ultima in Europa, una misura universale e stabile di sostegno al reddito, quale strumento di contrasto alla povertà legato a percorsi di formazione, civismo, legalità e inserimento sociolavorativo. Pensiamo a un diritto esigibile, quindi, che rientri nei livelli essenziali delle prestazioni sociali,
ad una misura di sostegno adeguata a rendere autonome le persone in difficoltà e a definire un limite di dignità sotto il quale nessuna persona deve scendere. Una misura che abbia le caratteristiche che sia personalizzata, che sia accessibile e che sia appunto multidimensionale. Guardate, non voglio far finta che in questo ragionamento, che doveva toccare anche il tema delle migrazioni, non si può far finta che non sia successo niente ieri, lo si diceva, ed in particolare, diciamo, questa parte del ragionamento che mi è stata assegnata è particolarmente sensibile a quello che è accaduto ieri. Io penso, anche leggendo i titoli di oggi, penso che chi ha avuto la sfortuna e l'interesse di andare a vedere il titolo in prima pagina di Libero si rende conto come gli sciacalli si stiano muovendo, come noi abbiamo il dovere di dire con forza e di essere contro ogni barbarie, ma contro anche chi utilizza la barbarie per alimentare paure, per alimentare vendetta sociale. Su questo dobbiamo essere molto chiari e bisogna affermarlo senza se e senza ma. Vittorio Arrigoni, che era una persona straordinaria, che ha dedicato molta parte della sua vita al legame con i popoli in lotta, in particolare col popolo palestinese di Gaza, diceva sempre: restiamo umani. Ecco, io penso che di fronte alla tragedia che ha colpito Parigi, però che simbolicamente ha colpito il cuore dell'Europa, noi dobbiamo restare umani e non essere tentati dalla facile tentazione appunto di scendere sul campo di chi vuole spostare la nostra umanità verso un livello di bestialità. Su questo bisogna stare attenti, perché le politiche dettate dall'immediatezza, dal cuore, dalla pancia, rischiano di essere le politiche sbagliate. Ogni forma di reazione a quello che è accaduto deve essere ponderata, deve essere misurata e soprattutto non deve ricadere su soggetti che nell'immaginario collettivo possano essere assimilabili a chi ha fatto quella cosa. Su questo dobbiamo essere pronti, dobbiamo vigilare con la massima attenzione e non dobbiamo farci distrarre. Quello che è accaduto va condannato, ma altra cosa sono i popoli che cercano di varcare il Mediterraneo perché spinti da condizioni di povertà, di miseria, che non si sono create da sole, non sono stati un evento del destino o climatico, ma abbiamo noi, col nostro sistema, a partire dal nostro sistema coloniale, deciso per loro, una volta per tutte, deciso i loro destini futuri. E allora io penso che su questo dobbiamo essere chiari. Esiste un problema di accoglienza nel nostro paese, in Europa, in Sardegna, che si è dimostrata all'altezza, ma esiste anche un problema di non scegliere chi accogliere, perché è troppo facile accogliere i profughi siriani, laureati, ben formati, con solidi conti bancari. Sia ben chiaro, anche quello va fatto, ma è troppo facile fermarsi lì, lasciando a chi emigra, non solo quindi per ragioni di guerra, di disordini nel proprio paese, ma anche per questioni di necessità economiche, di povertà, un ruolo marginale. Se c'è una questione di classe nelle migrazioni, questa è proprio quella. Su questo bisogna stare attentissimi. Chi emigra per questioni di povertà deve avere la stessa dignità di accoglienza di chi emigra per questioni di guerre, di persecuzioni o di quant'altro. Su questo bisogna essere chiarissimi. E chiudo, perché penso di aver terminato il mio tempo, dicendo che i temi che abbiamo affrontato per questa apertura di coalizione sociale
non sono che un'esemplificazione ovviamente delle urgenze della nostra società, quelle che ci troviamo di fronte ogni giorno e quello che avremmo il piacere di imparare anche per la prima volta oggi nell'ascolto reciproco. Questo è un luogo fisico reale, non si gioca a mettere il like su Facebook, non si gioca a mettere i tweet, si parla guardandosi negli occhi, riscoprendo la nostra umanità, riscoprendo la nostra passione a tornare a fare una delle cose più belle che l'uomo sa fare, e cioè la politica. Grazie. Allora, grazie Franco. Il quadro delle cose su cui Coalizione Sociale può intervenire è stato abbastanza ampio, soprattutto in una situazione politica italiana desolante, per cui credo che poi Maurizio Landini ci potrà dire molte cose a riguardo. Adesso passiamo alla seconda fase di questa giornata, cominciando col saluto di chi ci ospita. Mi dispiace non poter essere con voi oggi, ho problemi di salute che non mi consentono di partecipare all'iniziativa. Saluto Landini, le compagne e i compagni che oggi saranno in via Emilia, nella casa della sinistra sarda. Siete benvenuti. L'Italia ha bisogno della politica pulita e voi lo siete, a tutela del lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici. È questa la mia Italia. Auguri di buon lavoro, Francesco Berria, Presidente della Fondazione Berlinguer. Allora, se non crescerà in modo esponenziale il numero degli interventi, posso concedere a chi comincerà a parlare adesso 6 minuti, non più 5. E cominciamo con Rita Sanna, che è del CID, il Centro di Iniziativa Democratico degli Insegnanti. Sistemamelo in modo che si senta, perché già ci arrivo poco. Ok. Buongiorno a tutti. Spero si senta la voce. Devo mangiare il microfono, lo devo ottenere. Va bene. Non pensavo di essere la prima, sono rimasta un po' spiazzata, però mi sono anche resa conto che in un parterre tutto al maschile, forse qualcosina noi ragazze potevamo dirla. Del resto io sono un'insegnante ormai in pensione, faccio parte di un'associazione professionale che si chiama CIDI, Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti. Vorrei anche dire che le associazioni professionali della scuola e dell'università hanno anche costituito un forum di discussione, quindi noi parliamo molto di scuola, ma parliamo soprattutto di che cosa è la scuola dentro la società. Quindi una cosa che vorrei dire subito è che le scuole non sono un universo separato. Stanno dentro la realtà, sono immerse nei mutamenti e nelle trasformazioni della società. Questo è il motivo per il quale è necessario investire nell'istruzione. Francesco Ara l'ha detto, che è uno degli aspetti importanti. Nell'istruzione, nella formazione, nella didattica è necessario curare i rapporti della scuola con l'università. Un'altra cosa che bisogna dire è che i professori sono le professoresse. La scuola è un universo dove la sorellanza è sempre stata più importante della gerarchizzazione e anche per questo non ci piace la buona scuola. Un altro aspetto che non ci piace e di cui si parla molto in questo periodo perché è diventato un modo per farsi belli, per far vedere che sulla scuola si investe, è la monetizzazione dell'aggiornamento, i famosi 500 euro da cui dovrebbero venire fuori gli ingressi ai musei, agli spettacoli, qualche libro, le trasferte per seguire i convegni. Ma la formazione iniziale e in itinere lungo tutto l'arco della carriera è
e l'aggiornamento sono un aspetto complesso e da affrontare senza superficialità e approssimazione, con competenza e attenzione alle necessità di tutti. L'obolo non sostituisce il rinnovo del contratto. A questo aspetto si collega il nodo centrale dei sistemi di reclutamento, ma non vorrei fare un intervento troppo tecnico. Vorrei dire che comunque la nuda procedura concorsuale fa scomparire i momenti di discussione e di studio condiviso che avevano caratterizzato altri momenti della vita della scuola e l'ingresso nella scuola di tanti docenti. Invece col concorso ognuno studia da solo, se ne tenta 10, in qualcuno può darsi che riesca e poi magari viene mandato ad insegnare a Pordenone, in provincia di Lucca, in qualche piccola città di cui non conosce assolutamente il territorio e il modo con cui i ragazzi vivono. E quindi l'insegnante che cosa porta anche in queste situazioni se non conosce l'ambiente nel quale deve lavorare? Un altro degli aspetti è il rapporto con gli enti locali, comuni, regione e cronaca di questo periodo, la defunta provincia, che sopravvive a livello amministrativo con un commissario che chiude le scuole superiori storiche del centro cagliaritano, perché cagliaritano, non lo devo dire, lo dico per gli altri, il caso emblematico del Martini, l'ultimo istituto tecnico rimasto nel centro della città, con un edificio storico bellissimo che ha più di 150 anni e fa gola a tanti, tra cui la Legione dei Carabinieri di Rimpettaia, che vuole allargarsi anche alle aule della scuola, e quindi l'istituto verrebbe smembrato ed è portato fuori dal comune perché non ci sono spazi per ospitarlo. Un'altra cosa che vorremmo dire è che la scuola non è un servizio a domanda, ma è un diritto costituzionale da 0 a 100 anni. A noi la scuola piace pubblica, laica, libera dagli stereotipi, e tanti docenti nella scuola organizzano delle forme di resistenza e non vorremmo essere lasciati soli in questa battaglia. Un altro aspetto, l'ultimo, allora dico una cosa che è molto importante. La legge 107, che è la cosiddetta buona scuola, non ci piace, innanzitutto perché è stata legata al ricatto dell'assunzione dei precari, poi perché non è la scuola della Costituzione. Cioè, quali sono i contenuti di questa scuola? Francesco l'ha detto, ma uno degli aspetti, se voi cercate le parole che vi sono contenute, non trovate per esempio la parola didattica. Non c'è. Che cosa fa la scuola? Fa progetti, fa tantissime cose, però la didattica sembra che non importi, eppure è il nostro lavoro quotidiano ed è quello che invece viene attaccato da tutte le parti. Chiudo allora dicendo una cosa che ritengo importante. Non possiamo agire da soli. Dicevo prima dei gruppi di resistenza, di resilienza si dice adesso, ci si adatta ma non troppo, si cerca comunque di cambiare le cose. Allora, noi non vogliamo uscirne da soli, quindi chiediamo di uscirne insieme a tutti voi. Grazie. Allora, mentre si prepara Samuele PD della FIOM Cagliari, mi scuso con chi eventualmente nel corso della mattinata, con quelle persone a cui dovrò ridurre il tempo. Se continueranno a esserci altri iscritti dovrò ridurre. Per ora continuiamo con 6 minuti. Prego. Questo. Ho chiesto di intervenire perché le relazioni introduttive ci hanno offerto importanti e interessanti spunti di riflessione e credo che la partecipazione di stamattina, il richiamo anche storico che questa location ci offre, se questi muri potessero parlare, quante di queste discussioni hanno sentito e assistito,
è la funzione stessa che Coalizione Sociale vuole darsi, cioè quella di riappropriarsi degli spazi di discussione e ridarsi momenti di approfondimento come questo, mi ha spinto a proporre alcune considerazioni. Mi soffermerò in maniera particolare, non me ne vogliate, un po' di formazione tra virgolette professionale ma più passionale, quella che mi spinge a parlare della materia del lavoro, il dramma dei nostri tempi. Io credo che Coalizione Sociale debba avere una capacità oggi non diffusa, la capacità di ragionare su quale tipo di lavoro vogliamo. Non a caso, guardate, negli ultimi tempi, insomma, parliamo di almeno un ventennio, forse qualcosa di più, i due pilastri fondanti della disciplina sul lavoro, cioè il diritto al lavoro, un diritto costituzionale, il diritto sul lavoro, e cioè le norme che hanno regolato l'appartenenza ad un posto di lavoro, sono state bersaglio di attacchi continui da parte del legislatore. Citerei insomma la norma sulla sicurezza piuttosto che lo statuto dei lavoratori come norme fondanti che sono state messe in discussione e smontate sistematicamente dai governi che si sono succeduti come attacco al diritto sul posto di lavoro. Ecco, io penso che Coalizione Sociale debba avere questa capacità, riappropriarsi della discussione su queste materie e dar voce a chi, mutuo un'espressione felice che Maurizio utilizza spesso, chi per vivere ha bisogno di lavorare. E noi in Sardegna più che mai abbiamo bisogno di lavorare e abbiamo bisogno di buon lavoro, perché non credo sia sufficiente parlare di lavoro a prescindere. Io penso che quando si parli di lavoro nella sua accezione massima, quella che intende la Costituzione italiana, si intende il buon lavoro, quello che ti consente l'emancipazione sociale, quello che ti consente l'inclusione sociale, temi oggi fortemente messi in discussione. Si diceva che anche chi lavora oggi è il rischio povertà. Che tipo di inclusione sociale può avere un lavoratore che a stento vede la sua dignità capace di essere inclusa nella nostra società? E che tipo di lavoro io penso dobbiamo analizzare anche in quali contesti lavorativi. Si è parlato di grande industria, si è parlato di servitù militari. Io credo che noi dovremmo affrontare queste tematiche talvolta scottanti, scevri da condizionamenti ideologici, capaci di analizzarli nella loro importanza. Penso che una società che si voglia considerare attuale debba essere capace di sviluppare tutti i sistemi produttivi, tutti i settori produttivi, e in questi non si può prescindere dalla presenza di una anche sistema produttivo legato all'industria. Poi apriamo una discussione su quale tipo di industria. È evidente che io, che per scelta vivo nel comune di San Roch, non ho un istinto suicida, non ho deciso di andare a San Roch per ammalarmi a causa del benzene. Io ho deciso di andare a San Roch un po' per vicissitudini personali, ma anche con la convinzione che quella località ci può offrire anche delle opportunità di lavoro. La grande industria io credo possa esistere e quindi dobbiamo superare questo condizionamento industria sì o industria no. Io credo che il nostro ragionamento debba essere industria a quali condizioni? Ultimo minuto. Stesso ragionamento, vado velocissimamente, secondo me dobbiamo farlo per le servitù militari. È ovvio, credo di sfondare una porta aperta, che su questo tema c'è molta attenzione, spesso per un'attenzione non capace di analizzare la realtà di quei sistemi. Noi ci impegniamo a dire
che è probabile che sia necessaria una rimodulazione, una rivisitazione dell'impatto che le servitù militari hanno in Sardegna, ma non dobbiamo sottovalutare l'importanza che talvolta può avere la rivisitazione delle attività che vengono svolte in quei contesti. E mi spiego. Esistono forme di finanziamento comunitarie, nazionali, talvolta regionali, che rischiamo di perdere, che potrebbero dare buona occupazione nel mondo della ricerca, nel mondo dell'aerospazio. Rischiamo di perdere perché spesso ci avvitiamo in ragionamenti che ci portano lontani e non ci fanno vedere qual è il vero problema. Mentre noi ci avvitiamo in questi ragionamenti, altri territori nel paese italiano, la Puglia in particolare, accolgono quegli investimenti. Finmeccanica sviluppa progetti di ricerca e sviluppa prodotti in Puglia, progetti che avrebbero potuto trovare collocazione nella nostra regione, creando occupazione buona, creando occupazione di qualità e creando professionalità importanti che talvolta noi siamo già capaci di esprimere. Per questo io dico che dovremmo iniziare a scrollarci di dosso condizionamenti ideologici e provare come coalizione sociale a far incontrare i nostri ragionamenti, che in qualche misura possono anche divergere, che in qualche misura possono anche divergere, ma che devono farci affrontare i problemi per quello che sono. Grazie. Purtroppo il mio compito è questo. Giovanni Benevole. Ringrazio per la parola. Volevo cogliere questa occasione per affrontare un tema un po' particolare, come già ha accennato il signor PDU poco fa, della presenza appunto del signor Landini, anche per affrontare un tema che è quello del referendum su alcuni punti del Jobs Act. È un tema questo che è molto attuale, è importante, sul quale si dice molto e si è detto molto anche in termini strettamente giuridici. Io dico questo perché mi occupo nella mia professione di diritto del lavoro. Ho visto che è stata introdotta una norma un po' particolare in uno dei decreti attuativi del Jobs Act, in modo particolare la norma che esclude e vincola i giudici a non esprimere più alcun giudizio di proporzionalità in relazione alle ipotesi di licenziamento per giusta causa. È una norma questa, a mio avviso, che determina un intervento del potere esecutivo che condiziona fortemente quello che è il potere invece del giudice. Adesso non voglio entrare nel dettaglio perché la questione è anche un po' tecnica, quindi rischierei di andare oltre. Però a mio avviso questa norma è stata volutamente inserita in uno di questi decreti attuativi proprio per limitare ancora quelle ipotesi residuali di reintegrazione del lavoratore in seguito al licenziamento e che adesso non consentirà più, in base anche a quelle che sono state le ultime pronunce della Cassazione, di offrire ai giudici la possibilità di estendere questa tutela in determinate ipotesi. Questa norma, a mio avviso, e qui vorrei cogliere l'occasione proprio per aprire un dialogo, un dibattito, un'opportunità, è una norma che c'è anche, io vedo tra il pubblico il professor Pobusa, che è un esperto di diritto costituzionale amministrativo, quindi una norma che potrebbe, a mio avviso, essere messa nel nulla con un referendum. Io alla prima occasione solleverò anche l'eccezione di costituzionalità davanti ai giudici. Vorrei che venisse in questa occasione colta proprio per lanciare un'opportunità di sensibilizzazione per una raccolta di firme per questo. Anche se il governo, ho visto che ha, non a caso, a mio avviso, strumentalmente elevato il numero
delle firme necessarie perché possa essere indetto un referendum abrogativo, portandole da 500.000 a 800.000, così come anche per il disegno di legge popolare, portandoli da 25.000 a 50.000. Colgo l'occasione, ripeto, della presenza anche del signor Maurizio Landini per affrontare concretamente e aprire quindi un tavolo di raccolta firme che possa partire da Cagliari ed estendersi per tutti gli altri centri e paesi della Sardegna. Io, per quanto mi riguarda, ho sensibilizzato tante persone che si sono dichiarate pronte a sostenere questa battaglia. Chiaramente è importante avere un sostegno più ampio a livello locale, regionale e nazionale. Mi interesserebbe in particolare conoscere sul punto la posizione del segretario signor Landini qui presente. Grazie. Grazie. Abbiamo recuperato 3 minuti, grazie tante. Ora la parola a Francesco Soggiu, che è dell'Incagliari Coordinamento Universitario. Cercherò di essere il più esaustivo possibile nonostante la notte insonne a causa di quello che è successo ieri a Parigi. Da qui volevo partire. Volevo dire a tutti quanti che dobbiamo ragionare sulle responsabilità che abbiamo noi in quello che è successo a Parigi e in quello che è il problema del Medio Oriente in generale. Dobbiamo ragionare su qual è la responsabilità dell'Occidente riguardo a queste questioni. Io penso che la responsabilità sia data dal modello occidentale che continuiamo a costruire, che continuiamo a vivere. Dobbiamo cambiare radicalmente quelle che sono certe logiche legate semplicemente a interessi economici. E le logiche degli interessi economici non sono solo quelli chiaramente che riguardano la Sardegna, ma chiaramente tutta quanta l'Europa è legata e tutto quanto l'Occidente è legato a questi interessi economici. Dobbiamo considerare, secondo me, che all'interno di questa struttura data, secondo me, dalla NATO, dagli Stati Uniti, dall'Europa intera, dobbiamo ricollegare la presenza in Sardegna, sul nostro territorio, delle basi militari, di una servitù che ci schiavizza, che annulla la volontà popolare. Abbiamo notato anche recentemente di quale è la posizione della popolazione riguardo alle servitù militari. Dobbiamo cercare di costruire, e secondo me questo qui è il ruolo della coalizione sociale, un'alternativa che parta dal basso, che parta, secondo me, dalla formazione, dall'istruzione, da quello che è il settore che più ha la capacità di modificare il futuro, di modificare una società che è legata a logiche di consumo, che è legata a una scarsa partecipazione. E per questo volevo, se me lo permettete, parlare a chi ha detto: ma allora cosa facciamo i camerieri se dobbiamo riconvertire le basi militari in qualcos'altro? Vorrei dire, un cameriere non ha per esempio i diritti e la dignità di qualsiasi altro lavoratore. E poi siamo qui per questo, siamo qui per creare un'alternativa, per costruire attraverso la partecipazione, attraverso la creazione di spazi, un'alternativa che cambi questo modello di sviluppo, che abbia un alternativo modello di sviluppo all'interno dei suoi obiettivi, che ci permetta, attraverso anche la riconversione del territorio, a partire dalle basi militari, secondo me, che sono assolutamente una questione principale, e ci permetta di vivere una società in cui tutti quanti sono inclusi, in cui tutti quanti
devono avere la possibilità di dire la loro. Non solo quelli che hanno le possibilità economiche per farlo, non solo quelli che sono relegati a dei legami con varie classi dirigenti e altro. Ci ritroviamo in una situazione, in Sardegna ma in Italia anche, in cui c'è una volontà politica, una chiara volontà politica di eliminare la partecipazione delle persone, a partire dall'istruzione. È chiaro che ridurre la qualità dell'istruzione equivale a ridurre la partecipazione anche politica delle persone. E per questo volevo semplicemente dire che dobbiamo costruire la coalizione sociale partendo dal basso. Invito gli insegnanti che sono intervenuti precedentemente, ma che vedo comunque in quota minoritaria all'interno della coalizione sociale per il momento, a intervenire, a collaborare anche con noi studenti per creare un'alternativa che ci permetta appunto di cambiare le cose. E questo qui deve essere il ruolo della coalizione sociale: creare una partecipazione dal basso, creare uno spazio in cui tutti quanti possono dire la loro e tutti quanti possono contribuire a creare un nuovo sviluppo, un'alternativa. E qui chiudo, volevo semplicemente dire al lavoro, alla lotta e alla coalizione sociale, perché secondo me c'è bisogno di tanto lavoro, c'è bisogno di tanta lotta e c'è bisogno della coalizione sociale. Grazie. Tempi perfetti, adesso la parola a Luisa Sassu. Pazienza, ti stresso. Questo o questo? Inizio con le parole che ci piacciono di più, che ci fanno sentire parti di un tutto, compagne e compagni. Bello essere qui in mezzo a tutte voi e a tutti voi. Io credo che questo di oggi sia un appuntamento che giunge in una fase cruciale della nostra democrazia. E guardate, prima di dire queste parole ci ho pensato bene, perché non mi piace usare parole pesanti, anche dal punto di vista semantico, soprattutto se non c'è il tempo per sviluppare i concetti. Però questa assemblea giunge in un momento cruciale per la nostra democrazia. Infatti io credo che questa assemblea scaturisca proprio da questa consapevolezza, dalla consapevolezza che nel nostro Paese esiste un problema di democrazia, principalmente perché si è interrotto il circolo virtuoso, sia quello formale che quello sostanziale, della rappresentanza di valori che sono ascrivibili alla sinistra. A me ha fatto piacere oggi che si sia pronunciata tantissime volte la parola lavoro, perché la parola lavoro in fondo era quella che caratterizzava, era il luogo naturale dell'agire politico della sinistra. E se voi ci pensate, in questi 20 anni la parola lavoro e il contenuto lavoro in tutte le sue declinazioni ha cessato di essere il luogo naturale dell'agire politico della sinistra. In questi 20 anni è accaduto un fatto incredibile, che abbiamo esercitato il diritto di voto con lo spauracchio dell'uomo nero, dell'arrivo dell'uomo nero, e nel frattempo non si è più parlato dei temi della politica di sinistra. Il lavoro è diventato un tema recessivo, i lavoratori hanno cessato di essere gli interlocutori naturali dei partiti della sinistra. Ecco, io credo che occorra effettivamente partire da questa considerazione, dalla precisa identificazione del luogo dell'agire politico della sinistra, perché se non si ristabilisce questo circuito virtuoso di rappresentanza dei temi del lavoro, noi smarriamo il senso stesso della nostra rappresentatività. Quindi dobbiamo smetterla di livellare al ribasso i nostri valori, dobbiamo smetterla di andare a votare con lo spauracchio dell'arrivo dell'uomo nero, perché l'uomo nero è già fra di noi, guardate, è vivo
e vegeto. E vivo e vegeto nel Jobs Act, nella buona scuola, nella riforma della Costituzione, come la chiamano loro, che non è una riforma, è un principio, è un percorso di revisione costituzionale che spero il popolo italiano riesca a contrastare, come è avvenuto nell'anno 2006 col referendum che abbiamo promosso, che si sarebbe svolto anche senza la raccolta delle firme da parte del Comitato per la difesa della Costituzione, che però si ostinò a raccogliere quelle firme. Soltanto nella provincia di Cagliari ne raccogliemmo 10.000. Con persone di tutte le età che venivano nella sede della CGIL a firmare contro quella riforma costituzionale. Ecco, noi dobbiamo partire da qui, dobbiamo ricostruire un progetto collettivo e soprattutto dobbiamo evitare il trappolone di consegnare il progetto collettivo a chi trasforma questo progetto collettivo in un progetto brutalmente individuale, perché magari è un politico più cinico e più opportunista di tutti noi che invece continuiamo a credere in qualcosa. Ecco, credo che l'intuizione importante di Maurizio Landini e di Coalizione Sociale stia esattamente nel fatto che parte dalla necessità di ricostruire un progetto collettivo, ma un progetto collettivo che abbia un solido ancoraggio sui valori. Badate, abbiamo smesso di parlare dei nostri valori, abbiamo interrotto quel ragionamento ed ecco per quale ragione oggi io credo, partendo da qui e soprattutto condividendo un percorso che vuole Coalizione Sociale come qualcosa che non assomiglia a un partito, bisogna dirlo, perché altrimenti poi si deve cimentare nelle competizioni elettorali col rischio, insomma, che alla fine venga snaturato. Io credo che non sia neanche un caso che questo progetto scaturisca da un ambito sindacale, perché è l'unico luogo in cui in questi ultimi 20 anni il tema del lavoro ha continuato ad essere il tema. Quindi auguri a tutti noi. Io per quanto possibile ascolterò con attenzione e porterò il mio contributo a questo progetto. Non perdiamoci di vista, c'è veramente tanta strada da fare. E buona Costituzione a tutti. Grazie per il rispetto dei tempi. Credo che salutiamo il sindaco Massimo Zedda che ci ha voluto raggiungere. Grazie, se vuole darci anche un saluto. Gli dico subito che noi tutti quanti ci stiamo attenendo ai 5 minuti. Ok, d'accordo. Accomodo. Abbiamo anche lo stream. Grazie, buongiorno a tutti, un saluto a Maurizio Landini, un benvenuto a Cagliari. Ci conosciamo ed è un piacere che sia venuto a Cagliari qui, cercando di rispettare, quindi non essere scorretto nei confronti di coloro che devono intervenire, di rispettare 5 minuti 5, nel voler portare un saluto. Ci tenevo ad essere presente. Ci tenevo ad essere presente qui oggi, non solo per il rapporto che mi lega, la stima a Maurizio Landini, ma per il significato dell'iniziativa. Saluto anche, ed è positivo, e credo che sia un elemento che fa bene, insomma, alla politica, che l'iniziativa sia stata ospitata nella sede cittadina del Partito Democratico. Saluto il segretario Nicola Montaldo, credo che sia una bella presenza di stile politico. L'altro elemento, ovviamente, nella giornata di oggi il pensiero va a quel che è accaduto a Parigi ieri notte, qualche giorno fa a Beirut, e purtroppo sta accadendo nel Nord Africa e in altre realtà d'Europa. È accaduto nel passato di stragi, sangue, lutti, e non è argomento che non possa interessare tutti noi nella riflessione odierna della politica
dell'oggi. Non approfondisco, non entro nel merito, sarebbe lungo il discorso, ma avremo modo probabilmente, lo dico ai rappresentanti sindacali presenti, stamattina ho incontrato Sua Eccellenza Monsignor Miglio, probabilmente un'iniziativa comune delle forze democratiche, del mondo laico e cattolico in città, stiamo immaginando di promuoverla sul tema della pace. Sì, signora, con l'arcivescovo, sì. Ah, no, pensavo, no. Il problema non è il Miglio, ma l'eccellenza, abitualmente. Va bene. Riuscire a anche su questi temi, no, a poche ore da una strage, riuscire a polemizzare anche su un'idea che credo che sia intelligente, di una manifestazione comune e alquanto singolare. Detto questo, per non dire altro, siamo impegnati quotidianamente in uno sforzo insieme alle forze sindacali, perché anche amministrando un comune, lo sa bene Maurizio Landini, e chiudo, si può intervenire sui temi del lavoro. Abbiamo eliminato il massimo ribasso su tutti gli appalti pubblici, abbiamo eliminato il rapporto di lavoro interinale preferendo concorsi veri a tempo indeterminato, caso più unico che raro in Italia, con 44 assunzioni a tempo indeterminato l'anno scorso, nonostante il blocco delle assunzioni. Insomma, anche amministrando una realtà, un comune, si può dare una mano d'aiuto nello sviluppo, negli investimenti, nello sblocco delle risorse, nell'avere un'amministrazione pubblica trasparente, efficiente, in grado di dare risposte, di sbloccare ulteriore sviluppo, consentendo alle imprese, al mondo del lavoro di poter operare, garantendo una vita degna di essere vissuta ai nostri concittadini. Vi ringrazio, ancora benvenuto Maurizio. Mi scuso se devo lasciare i vostri lavori a breve, ma oggi scade la presentazione del dossier di candidatura a livello nazionale per le Olimpiadi 2024. Stiamo candidando Cagliari per la vela, ovviamente, non per ospitare tutto lo svolgimento della manifestazione, per la vela. Scade oggi, è un dossier molto molto complesso che stiamo elaborando da tempo e incrociamo le dita. Grazie, buon lavoro a tutti e buona fortuna. Allora, proseguiamo con Antonio Santus. Io, per la verità, sono venuto più per sentire che per parlare, per capire. Stamattina ho preso il giornale, ho visto c'è Landini a Cagliari, in via Emilia, ho detto a mia moglie, che fai, vieni anche tu? Dice no, vai tu da solo, vengo da Muravera. Io volevo capire questa coalizione sociale, perché io ho una barba bianca, ho vissuto nella FIOM negli anni 70, ma allora si chiamava FLM, e andavamo in giro a costituire comitati di quartiere. Eravamo fissi a facoltà di lettere a discutere con gli studenti, ci invitavano tutte le settimane, eravamo al porto a parlare con i portuali, i metalmeccanici erano dappertutto, voglio capire se stiamo riprendendo questo vecchio mondo, si parlava di asili, di scuole, ed eravamo metalmeccanici, di Macchiaretto, di San Rocco. Poi con la crisi dell'industria siamo diventati quasi tutti artigiani perché ci hanno cacciato via e ci siamo dovuti reinventare un mestiere. Da artigiano ho fatto il dirigente della CNA per molti anni e di lavoro volevo parlare. Io ho 2 figlioli, il problema è il lavoro. Io lavoro ancora, faccio l'artigiano, lavoro ancora con le mani, faccio l'impiantista, sono metalmeccanico. Io lavoro ne ho fatto molto, ne ho visto anche molto
e voglio parlare solo di questo, su due questioni che sono caldi. Sento parlare spesso di poligoni, spesso a vanvera, con ignoranza. Io ci ho lavorato dentro il poligono, facevo preparazione e lanci di aerei teleguidati, lavoravo per la bioelettronica Sanda della Vitrocise e facevo i lanci degli aerei teleguidati a San Lorenzo. Ma più che dell'aspetto tecnico dei militari, io mi ricordo di altre cose. Mi ricordo che luglio e agosto questi posti diventavano luoghi di villeggiatura per le signore romane che venivano in elicottero e si facevano 2 mesi di ferie gratis con famiglie, amici, colonnelli, onorevoli, si vedeva di tutto. Mi ricordo di molte tangenti e mi ricordo anche che parecchi anni fa sono andato via perché quelle cose di cui si parla oggi, dell'uranio impoverito, eccetera, la sappiamo da 30 anni sta storia. Quando sono iniziati a nascere gli anelli a 2 teste a Quirra e 7 pastori su 10 erano ammalati di leucemia, io allora ero stato nominato al partito, che allora si faceva così, ad amministrare l'ospedale di Muramera, e chiesi al primario: ma com'è possibile che 7 pastori su 10 si ammalano di leucemia? Il medico era uno dell'MSI, sindaco di Villapuzzo, primario al Binaghi, e mi spiegò come funzionava la cosa. A lui lo massacrarono dal punto di vista politico, a me mi misero in condizioni di andarmene dalla fabbrica, mi offrirono dei soldi per andarmene, li presi. Sono andato al segretario CGIL e ho detto: cosa devo fare? Ha detto: tira il prezzo e vattene. E così ho fatto, sono diventato un artigiano. Quindi di poligoni parliamone, ma parliamone nel merito, in tutti i suoi aspetti. L'ultima questione, il lavoro per i giovani. La crisi ce l'abbiamo da 20 anni, ma non è nata per caso. E nel momento in cui si è creata la crisi, creata dal sistema bancario, la prima cosa che hanno fatto i partiti, tutti, è difendere le banche. Io ho molti amici in quell'ambiente e mi hanno detto: abbiamo chiuso i rubinetti, non ci sono più soldi per nessuno, solo chi ha soldi prende i soldi, quindi niente più mutui per la casa e si è bloccata l'edilizia, niente più mutui per le ristrutturazioni e si è bloccata l'edilizia. Forse si sta riprendendo qualcosina adesso, forse, perché non ce la fanno più neanche le banche a reggersi se non mettono in moto danaro. L'altro aspetto è come creare nuove opportunità di lavoro. Beppe Severnini l'altro giorno ha detto: diamo le terre in Sardegna ai ragazzi emigrati. Io non sono contrario, ho fatto l'immigrato anch'io prima di loro, so cosa vuol dire andare fuori di casa, però ci sono anche i nostri ragazzi che vorrebbero lavorare la terra. Mio figlio ha cercato di iscriversi come coltivatore diretto, non ci è riuscito perché gli hanno detto: devi avere un ettaro di terreno di agrumetto, perché siamo a Milano. Ho finito. Do 2 proposte e me ne vado. Devi avere un ettaro di agrumetto per poter diventare coltivatore diretto, altrimenti non lo puoi fare. Allora diventi imprenditore agricolo, però se sei imprenditore agricolo non puoi andare a vendere gli aranci. Non è così semplice, forse se ci mettiamo le mani a livello regionale e troviamo il modo per aiutare i ragazzi, come si fece con la legge 28 tanti anni fa, forse qualcosa la sblocchiamo. 2 proposte. C'è un mio amico di Olmedo che fa il florovivaista, che è sempre incavolato perché dice: quando è arrivato il punto rosso in Sardegna sono andato in regione, prima che morissero le palme, a spiegare chi l'aveva portato in Sardegna, un noto imprenditore per risparmiare 4 soldi da una fornitura, ha portato una fornitura dall'Egitto malata e hanno distrutto tutte le palme. Ci sono le cure, alla regione gli hanno detto: bravo, portaci tutto. Non si è fatto niente e oggi stiamo tagliando le palme. Abbiamo un paio di prodotti che possono essere utilizzati, sono stati già brevettati. Devi chiudere. Ho chiuso. Le alghe spiaggiate, la posidonia, è un prodotto che è stato brevettato per fare concime. Bene, è un rifiuto speciale, non si può raccogliere. L'ultima cosa, sapete qual è il miglior diserbante naturale? Savone Sabornizzi,
cioè la foglia del lentischio. Noi importiamo i diserbanti dai paesi dell'est. Forse se ci sedessimo in regione a discutere di queste cose e trovassimo il modo, faremo cosa grata ai nostri ragazzi. Grazie. Allora, non so se Maurizio Landini conosca la viabilità sarda, ma se è venuto da Muravera vuol dire che proprio aveva voglia di venirti ad ascoltare. Adesso tocca a Lorena Cordeddu dell'associazione Terra Battuta. È questo? Buongiorno a tutte e a tutti. Intanto un ringraziamento a Mariano Carboni e a tutto il resto del gruppo che hanno dato vita all'iniziativa di oggi per essere stata invitata. Sono qui, ho aderito al gruppo con piacere, con una consapevolezza. Che il lavoro appunto sarà lungo, faticoso e impegnativo. Lo dico con la consapevolezza, la percezione appunto del distacco delle persone che vogliamo coinvolgere e della rassegnazione. Quindi diciamo che questi due aspetti bisogna, come dire, noi che ci accingiamo a questo percorso, tenerli bene a mente. Sarà molto difficile dopo tutto questo lavoro che si è fatto negli anni autodistruttivo da un punto di vista della politica. Penso che la coalizione sociale possa dare quindi una voce diversa che debba tener conto anche però di una fase includente, non escludente. Altrimenti, come dire, non si va da nessuna parte. Questo lo voglio dire con la consapevolezza e la serietà che mi ha sempre caratterizzato. Oggi io qui sto parlando a nome di un'associazione Terra Battuta che si occupa di diritti, di lavoro, di donne, di vari temi. Sono anche un dipendente pubblico e centrerò appunto l'argomento proprio su questo. È un argomento che in qualche maniera passa in secondo piano. Passa in secondo piano perché il Jobs Act mette in evidenza giustamente da un punto di vista del mondo sindacale, da un punto di vista dell'opinione pubblica, alcuni aspetti. Però io vi voglio leggere che cosa dice la legge sul Jobs Act. Delega al governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche del lavoro, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e del lavoro. La trovo molto inclusiva, ovviamente poi in negativo rispetto agli effetti, ma non parla solo di tutte le crescenti, parla di tutto il mondo welfare e dei servizi che si stanno smantellando nei posti pubblici. Questo, come dire, passa un po' in secondo piano rispetto ai temi molto forti di cui poi i lavoratori risentono e che poi in qualche maniera si ripercuotono anche negativamente su quello che sono gli uffici pubblici e nello specifico parlo di quello che vivo io, nei servizi pubblici per il lavoro, ancora oggi chiamati uffici di collocamento. Il servizio pubblico dell'ufficio di collocamento è quasi ritenuto il responsabile della mancanza di politiche e di servizi a sistema smantellati dai governi. E quindi, come dire, anche molto mortificante l'accoglienza del lavoratore stesso presso gli uffici. Si è fatto, come dire, in questi anni un lavorio da un punto di vista politico teso allo smantellamento, facendo credere ai lavoratori e a tutta l'opinione pubblica che il servizio pubblico era inadeguato a dare risposte sul mercato del lavoro e quindi anche, come dire, incapace a realizzare quell'incrocio tra domanda e offerta che solo i privati sanno fare. Il Jobs Act col suo decreto attuativo ha istituito un'agenzia nazionale per i servizi. In Sardegna noi siamo circa 800 operatori che si occupano di servizi, tra dipendenti e precari, vorrei ricordarlo, che allo Stato non stanno facendo quasi nulla.
se non pratiche burocratiche amministrative. Questo lo dico perché lavoratori anche qui presenti, alcuni mi hanno anche pregato di farlo, è come dire, un aspetto che è sottotono. Quindi oggi io volevo appunto dare un primo contributo ai tavoli successivi di coalizione sociale. Sono aspetti importanti, i servizi pubblici si stanno smantellando, i servizi per il lavoro prima di tutto col Jobs Act, ma anche il sanitario e qualunque altro ufficio pubblico. Questo va messo in evidenza. Sul fronte dei servizi, sul fronte delle politiche attive del lavoro, la Regione Sardegna in particolare ha attuato già da un po' quello che è il Jobs Act e l'attuazione del Jobs Act. Parlo di flexicurity e parlo di contratto di ricollocazione. 2 punti cardine del Jobs Act. Flexicurity, alcuni lavoratori sono presenti, ultra cinquantenni, costretti a fare ancora formazione e tirocini formativi. Questi sono strumenti di politiche attive del lavoro inadeguati e non rispondenti all'esigenza di lavoro. Oggi ho sentito di tutto, il buon lavoro, la buona scuola. Stiamo attuando il Jobs Act nelle politiche attive in Regione Sardegna sotto forma di tirocini formativi. Il 19, giovedì, sarà presentato il contratto di ricollocazione in Sardegna che prevede un contributo ai privati che tenteranno di ricollocare i lavoratori ultra cinquantenni in mobilità. Scusate, chiudo. Spero che sia un tema di approfondimento successivo della coalizione sociale. Darò tutto il mio contributo rispetto a questi temi. Allora chiedo alla segreteria di non prendere altri interventi, se no sballiamo tutto. Adesso la parola a Marco Mameli, che conosco con tante sigle, ma con Consumatori Sardegna proprio non l'avevo mai sentito. Marco Mameli. Con tante sigle perché sono sempre una persona attenta a quelli che sono i diritti che a noi sardi vengono negati, per cui sono presidente dell'Associazione Consumatori Sardegna, in questi anni ho detto tanti no e continuo a dire tanti no. Dire cioè tanti no non significa che non c'è una proposta alternativa. Io oggi sono venuto con questo spirito, cioè costruiamo coalizioni sociali insieme. Ci sono i 4 mori, penso che sia per costruirla in Sardegna. Se vogliamo costruirla in Sardegna, cioè dobbiamo essere inclusivi, non escludere nessuno. Per cui iniziare a fare interventi, cioè già dando degli altri di posizioni ideologiche, le posizioni che magari non ci convincono, è sbagliato. Per cui il capire è questo, è inclusiva, se è inclusiva, cioè ci si vede, ci si confronta, si fa quello che si è detto, quello che la coalizione, quando è stata lanciata, ho condiviso e condivido, che è quello di iniziare un percorso assieme che è fatto di partecipazione, di democrazia, di condivisione. Se è questo, cioè io ci sono tanti movimenti anche sardi, per cui si tratta di iniziare a discutere e di verificare. Chi ha la mia età e ha fatto l'esperienza che come lavoratore a Torino ha conosciuto dei momenti importanti per quanto riguarda il mondo operaio, che era quello cioè di creare strutture di partecipazione, di condivisione e di democrazia, che sono nate cioè su indicazione cioè della FIOM, della FLM, che sono i comitati di zona, che sono tutta una serie di cose che poi hanno visto la partecipazione e la crescita, come ricordava Santus, cioè dei comitati di quartiere. Questa è una storia vecchia, cioè una storia che è andata. Oggi noi abbiamo necessità di organismi della partecipazione diversi da quello. Uno dei tradimenti, cioè che io, anche perché sono stato impegnato e qui ce ne sono tanti che hanno fatto quell'esperienza anche a Cagliari, della partecipazione a livello cittadino, a livello di quartiere. Ecco,
questa amministrazione ha tradito quelli che erano gli impegni, perché non ha portato in sostituzione organismi della partecipazione e di condivisione a livello cittadino, ma ha rinunciato a quelle che erano anche le circoscrizioni, che fatte in quel modo non andavano bene. Per cui il condividere un percorso, l'accettarci, il confrontarci e il poi decidere assieme, senza avere la pretesa di convincere gli altri o di andare sopra la testa degli altri. Perché questo è un altro difetto che noi non riusciamo ad andare avanti. Noi riusciamo a dividerci molto e riusciamo ad unirci poco, e riusciamo a dividerci soprattutto dove poi gli interessi sono interessi particolari di noi. È giusto il dire che la coalizione non deve essere un altro partito politico, è giusto il dire che non deve essere il trampolino di lancio di tutto, è anche giusto dire che la coalizione sociale non può impedire né a me né ad altri di candidarsi. L'importante è sapere che uno si vuole candidare, cioè non avere poi le rappresentanze né della coalizione né dei movimenti dove poi uno c'è. Per cui l'attenzione è questa. La coalizione sociale vuole essere un momento di confronto, un laboratorio di idee, vuole essere un momento di proposta per costruire anche partecipazione, organismi della partecipazione, vuole essere un momento di decisione e di condivisione e democratico. Se vuole essere tutto questo, io credo che qua in Sardegna c'è uno spazio enorme che deve essere colmato, che è lo spazio che in questi anni, in questo ultimo periodo, ha visto migliaia di persone mobilitarsi, migliaia di persone condividere un percorso, migliaia di persone che vogliono mettersi assieme per portare avanti il rinnovamento di questa società, della società sarda, e il rinnovamento di questa politica, perché di questa politica non ne possiamo più. Vi ringrazio. Grazie. Perfetto nei tempi, Marco Ranieri, perfetto nei tempi, grazie. Adesso la parola a Maria Rosaria Randaccio, che è presidente del Movimento Zona Franca. Non ci speravo di fare in tempo a parlare con l'amico Landini. Amico perché lui fa le nostre battaglie, le battaglie per il lavoro. Ma com'è che facciamo? Come costruiamo le opportunità di lavoro? Noi ce l'abbiamo, non un progetto, abbiamo un diritto, abbiamo una realtà sarda ma anche una realtà italiana. Caro amico Landini, l'Italia, ascoltami bene, fra sei mesi perderà per sempre il diritto a istituire le zone franche nelle principali città marittime italiane. Zone franche, che sono il volano dell'economia moderna. Non per niente la Francia ne ha 15 in Francia e 16 nei territori d'oltremare. La Germania ne ha 12, la Spagna pure, la Grecia. Bene, l'Italia al centro del Mediterraneo, col raddoppio del canale di Suez, non ha zone franche. Neanche noi sardi, che ce l'abbiamo come diritto storico dal Trattato di Vienna, noi sardi abbiamo il diritto ad essere tutta la Sardegna zona franca, che vuol dire non pagare dazi doganali, IVA e accise su tutto. Bene, anche in Sardegna stiamo faticando, arrancando. Per fortuna abbiamo trovato 340 sindaci che hanno dichiarato il loro territorio zona franca, per cui come minimo andremo in contenzioso davanti alla Corte di Giustizia Europea se i tribunali italiani ci dovessero dare torto. Ma com'è che si creano posti di lavoro, caro Landini? Si creano come si sono creati in tutte le zone franche. A Tangeri in 2 anni dopo l'istituzione della zona franca sono stati creati 90.000 posti di lavoro in 2 anni. Qualcuno mi chiede, ma se noi facciamo la zona franca e non paghiamo l'IVA, come ci paghiamo la sanità, che sappiamo in deficit? È molto semplice, basta conoscere
le regole fiscali, perché la zona franca, badate bene, è dentro la normativa fiscale. Allora quando io assumo un lavoratore che sino all'altro giorno era in cassa integrazione e ci costava e basta, o chi è disoccupato e io lo faccio lavorare, a quel punto io gli darò lo stipendio, però gli farò la ritenuta alla fonte, che è minimo un 30%. Bene, quel 30% dello stipendio che prima non esisteva perché l'operaio, il dipendente non lavorava, entrerà nella cassa dello Stato, nelle casse della regione. Lo Stato a far lavorare la gente ci guadagna e basta. Lo Stato perde quando ci dà un'imposizione fiscale esagerata, enorme, e ci mette fuori concorrenza. Noi siamo in un mondo globalizzato, penalizzati, ma l'Italia, penalizzati perché l'imposizione fiscale mette i nostri prodotti fuori da ogni logica competitiva. E la Sardegna, noi sardi, caro Landini, stiamo pagando il doppio delle tasse che pagano gli italiani, perché noi siamo circondati da 10.000 km quadrati di mar Mediterraneo, mare che le altre regioni non hanno. Quindi non è possibile che a noi sardi ci si applicano le stesse regole fiscali delle altre regioni che non hanno questi chilometri quadrati attorno. Il nostro regime fiscale è un regime fiscale di franchigie, che vuol dire esenzioni da dazi doganali, IVA ed accise, e soprattutto diamo a tutti coloro che vengono a investire in Sardegna, diventato paradiso fiscale tra virgolette, ma di diritto, badate bene, non perché qualcuno vuole fare business. Noi siamo un paradiso fiscale per sopravvivere, perché se chi non lo sa, e probabilmente l'amico Landini non lo sa, allora ultimo minuto gli raccontiamo che noi sardi abbiamo un primato al mondo. Sa qual è il primato al mondo, caro Landini? Siamo la terra più spopolata, in un clima temperato, perché noi siamo 1.600.000 anime, l'equivalente di un quartiere di Roma o di Napoli. Tutta la Sardegna, grande come il Piemonte, come la Lombardia, come la Sicilia. È possibile che in un clima così, nella terra più bella del mondo, noi siamo la terra più spopolata? Perché? La domanda, spero di ottenere una risposta. Grazie. La parola a Alessandro Vinci del Circolo. Va bene, d'accordo. Buongiorno a tutti, care compagne e cari compagni. Io sono il coordinatore del circolo Thomas Sankara di Sinistra Ecologia e Libertà. Preciso il nome perché Thomas Sankara, per chi non lo sapesse, è stato il grande presidente del Burkina Faso nei primi anni '80, ucciso da un colpo di Stato che poi ha lasciato un ennesimo dittatore messo dai colonialisti francesi proprio nell'87. E care compagne e cari compagni, io come tante qua oggi sono venuto ad ascoltare, sono venuto a comprendere, sono venuto a capire e probabilmente a ragionare. Mentre ascolto gli interventi, ho seguito con piacere le prime relazioni, quello che è un processo, un percorso di cui noi abbiamo bisogno. E ne abbiamo bisogno in maniera urgente, soprattutto dopo la strage di Parigi, perché non c'è risposta migliore alla deriva fascistoide, razzista, di guerra permanente che viene portata avanti da pezzi di destra politica, se di politica possiamo parlare nelle affermazioni di alcuni leader italiani e europei, o del padronato industriale europeo, che costruisce con la divide et impera di nuove leggi e di divisioni razziali e multietniche lo strumento per impedire la liberazione, per impedire quella unità sociale che oggi invece ancora di più è richiesta. E quella unità sociale, quella unità di intenti è lo strumento invece per costruire pace, per dare un'alternativa a comunità che oggi sono l'asse portante della nostra capacità di mantenere in piedi un paese come l'Italia e sicuramente
il compagno Landini, che conosce quello che avviene nel profondo nord, le fabbriche dove ragazze e ragazzi senegalesi, nigeriani, dell'Africa subsahariana o del martoriato Maghreb stanno lì a fare produzione, e sono quelle donne e quegli uomini a cui noi dobbiamo dare una risposta politica. Ecco, io spero che la coalizione sociale sia anche questo, sia lo strumento per aggregare, per dare finalmente un significato a chi nella lotta politica può liberarsi da una visione invece di cacciata, di odio che viene dalle nostre televisioni e dai nostri politici e dalla forma di società che stiamo vivendo. Per impedire quei massacri, per dare una risposta vera a un falso Islam terrorista, noi abbiamo bisogno oggi più che mai dell'impegno sociale e politico. Ho citato prima giustamente il nome del mio circolo perché noi nel nostro piccolo circolo abbiamo innanzitutto non provato a costruire un ragionamento da marchio politico come Sinistra Ecologia e Libertà. Ci siamo aperti, abbiamo provato e stiamo provando a ragionare con tutte e tutti, soprattutto con quelle comunità e quelle esperienze che anche con un confronto a volte acceso ci provano a dare concetti, esperienze nuove. Guardate, l'altro giorno abbiamo avuto un gruppo di ragazzi senegalesi, ragazzi, donne e uomini senegalesi che sono venuti a parlare di un libro molto bello, di un'esperienza di migranti che tornano a casa perché cacciati dalla società dell'odio in cui noi stiamo vivendo in Europa. Quella società dell'odio che loro dicono invece noi vorremmo cambiare qua, per provare a cambiarla anche in Africa. Ecco, quei ragazzi e quelle ragazze hanno parlato della loro comunità, si sono confrontati tra di loro e si sono confrontati con noi, ragionando sull'immigrazione, parlando di esperienze che ricordano quelle dei miei nonni e dei miei genitori. Insomma, ponendo temi che secondo me non possono essere chiusi in una visione etnicistica o razzista, ma che oggi ci chiedono ancora una volta di avere uno sviluppo e una voce politica. Io non credo che la coalizione sociale sia lo strumento o la soluzione. Penso che sia una bella esperienza che deve nascere, con cui io e le compagne e compagni che militano alla sinistra staranno, vivranno, vedranno, insomma, costruiranno quelle necessarie idee e azioni per dare una risposta. Oggi più che mai la risposta necessaria anche alla guerra è dimostrare che col lavoro e con l'innovazione politica, con l'unità sociale, l'unità delle classi, fatemelo dire qua, in questo che è un luogo simbolo della sinistra, ormai abbandonato, ho finito, e prendo anche meno, ormai lasciato, forse dall'ex partito di riferimento alla sinistra, che ormai neanche la parola sinistra più, ma non è sono affari miei, sono affari di chi ha fatto altre scelte. Ecco, questo spazio io credo che possa diventare, tra virgolette, il tempio della libertà democratica e dell'esperienza della sinistra sarda, e dobbiamo valorizzarlo più che mai. Io ringrazio chi ha fatto la scelta di venire qua oggi. Grazie ancora. Grazie, ora la parola a Milva, credo, di capire Cilloni. Mina, scusate, Mina Cilloni. Buongiorno a tutte e a tutti. Io faccio presto, non porto via neppure i 5 minuti, però sento una necessità rispetto a quello che io vivo in Sardegna. Io sono emiliana e devo dire sono anche molto emozionata di essere in questa sede da ex comunista emiliana, essere alla Fondazione Berlinguer oggi e ad ascoltare un mio concittadino che è Maurizio Landini. No, io sento di proporre questa cosa, la sento anche avendo ascoltato le comunicazioni di questa mattina, soprattutto per quanto riguarda il lavoro e per quanto riguarda il tema della povertà. Allora, io desidererei molto
e non è una proposta a Maurizio, ma è soprattutto una proposta a noi, perché la coalizione sociale deve vivere in Sardegna. È un gruppo di lavoro di diversi attori sociali che si incontrano, si confrontano rispetto ad una società che vogliamo diversa da quella che stiamo vivendo. Per cui la mia proposta è di cominciare, nel momento in cui noi relazioniamo o nel momento in cui noi facciamo proposte, soprattutto quelle di stamattina, pensare alle differenze. Noi siamo in un mondo che non vive la differenza e che non fa differenze. Mi viene da dire che i dati, la situazione di ieri sera è una situazione tragica, ma oggi sono qua perché io sono una merce nei confronti di un mercato. E questo non mi va bene, è questo quello che io desidero e voglio cambiare all'interno del mio paese. L'altro giorno in una riunione un pensionato, lo dico perché credo sia davvero molto bella questa cosa, mi ha detto: io non voglio morire di nostalgia, io davvero non voglio morire di nostalgia e soprattutto non voglio morire in un mondo che sento che non mi appartiene, non appartiene a me e non appartiene per i valori che mi porto dentro neppure ai miei nipoti o ai miei figli. E allora parlare di differenze significa tenere conto che esistono uomini e donne e che hanno dei rapporti, hanno un rapporto con il mondo, con la vita, con il lavoro, con i servizi profondamente diverso. Io non posso permettermi di costruire un'analisi e la successiva proposta senza tener conto che l'impatto è completamente diverso sugli esseri umani. È con me decidere di pensare di costruire una proposta sul lavoro di cura senza tener conto che il 99% sono donne che fanno il lavoro di cura. Buon lavoro a tutti. Grazie per l'essenzialità e la profondità. Adesso tocca a Antonello Murgia che ci parlerà di sanità, forse, nei 6 minuti. Noi ci conosciamo. No, volevo dire anche qualche altra cosa. Innanzitutto, vabbè, che coalizione sociale il caso deve provarci, insomma, anche se la situazione non è facile. Non è facile perché in questi ultimi decenni purtroppo abbiamo avuto esperienze non molto positive. Voglio ricordare, forse per farci un po' del male, come emblema quel parlamentare fiero oppositore delle modifiche costituzionali in discussione in Parlamento che da un giorno all'altro ha cambiato casacca ed è diventato relatore di maggioranza. Sono queste le esperienze che poi effettivamente hanno segnato in questo periodo la disaffezione dalla politica rispetto alla quale occorre provare a fare inversioni di tendenze. Possiamo provare a farlo dicendo le cose che ho sentito stamattina e che condivido, e però dicendole riabitando i quartieri cittadini, riabitando i luoghi di lavoro. Insomma, bisogna essere presenti là dove i cittadini vivono e lavorano, altrimenti rischiamo un'operazione elitaria che magari è bella e magari fa testimonianza ma non riesce a modificare niente. Detto questo, sono d'accordo col sindaco sulla necessità di fare la manifestazione a breve e quindi io, insomma, con Franco intanto ne parleremo nella Sala della Pace e poi per quanto mi riguarda anche nelle altre associazioni di cui faccio parte, Ampi ed Emergency di sicuro, penso che anche il sindacato non si tirerà indietro, bisogna organizzarla, bisogna dare una risposta forte rispetto a questo orrore che tra l'altro al di là dell'orrore comporta anche, mi aspetto, insomma ho visto ieri, ho sentito poi stamattina già le prime decisioni del Consiglio dei Ministri francese, arresti domiciliari per un bel po' di persone, insomma stiamo tornando alla legislazione d'emergenza,
alla compressione delle libertà, ed è una cosa che trovo davvero molto preoccupante. Dico ancora un'altra cosa rispetto, insomma, più generale, il mese dei diritti, lo dico perché insomma questo è il 4º anno che lo organizziamo, da 10 novembre al 10 dicembre facciamo queste serie di iniziative per cercare di agitare il tema dei diritti, la cultura dei diritti. Franco l'ha detto bene nella sua relazione, dobbiamo riportare al centro del dibattito il tema dei diritti sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani. Infine, sì, 2 cose sui problemi di salute, ma insomma il tema della salute, come tutti sapete, è fondamentale, è un tema importante non solo perché è parte dei diritti fondamentali, ma anche perché è parte rilevante del bilancio sia statale che regionale, siamo intorno al 50%. E in questa situazione ci sono misure che francamente non riesco a capire, o capisco nel momento in cui immagino che gli obiettivi che vengono dichiarati siano diversi da quelli che ci si pone. È di avantieri la proposta dell'assessore alla sanità di fare un'unica ASL regionale per accentrare i centri di costo e ridurre le spese, e non riesco a capire, a parte il fatto che questa cosa laddove è stata applicata non ha dato buoni risultati, però c'è ci sono misure di tipo di efficienza, mentre le misure di efficacia vengono assolutamente trascurate. Che senso ha proporre una misura di efficienza come quella di ridurre le ASL nel momento in cui si è fatta l'operazione Matterolbia Fondazione del Qatar, operazione che comporta per le casse regionali una spesa di 600 milioni di euro in 10 anni, glielo paghiamo quasi tutto noi il Matterolbia. E nel momento in cui c'è una eccedenza di alcune centinaia di posti letto, per cui quei 245 a convenzione più altri 50 del Matterolbia significano che il taglio delle posti letto degli altri territori diventerà un massacro. Allora non mi sembra che questo sia l'insegna dell'efficienza, e soprattutto nel momento in cui si diventa preponderante in un territorio come quello di Olbia un centro sanitario privato, diventa anche affidare ai privati la difesa di un diritto fondamentale, e sappiamo che in sanità affidare ai privati significa aumentare le spese e ridurre l'efficacia. Questo ci sono ampi studi che lo dimostrano, non mi ci soffermo. Voglio dire che in quest'ultimo minuto, citando la dichiarazione della Lorenzin di ieri, chi ha i soldi è giusto che si paghi gli antibiotici, no? C'è un progetto che spesso, anche per le caratteristiche macchiettistiche del Presidente del Consiglio e di alcuni ministri, poi ci fanno pensare che questi signori siano degli scalcinati che non si sa dove vadano a parare. Questi hanno un progetto ben definito, e perché non dicono che chi ha il castello come prima casa deve pagare l'IMU, e invece lo fanno sul diritto alla salute? Dice chi ha i soldi è giusto che si paghi l'antibiotico, ma chi ha i soldi sta pagando, se non evade le tasse, perché non si preoccupano dell'evasione delle tasse. Chiudo. Allora stiamo attenti anche su questo, facciamo una riflessione. Stiamo attenti dobbiamo produrre insomma un'elaborazione che contrasti un tipo di scelte politiche che ci stanno penalizzando. Grazie.
La parola ad Aldo Lotta, di cui non ho altre indicazioni. Grazie. Innanzitutto buongiorno. Molte cose sono state già dette da persone che hanno sicuramente saputo dirle meglio di me. Però io vorrei approfittare innanzitutto per far presente come questa situazione, questo evento, ci consente di capire quale può essere la funzione molto preziosa di questa organizzazione. Attraverso la coalizione sociale è possibile finalmente superare tutte quelle barriere determinate dalla frammentazione di tante risorse. La Sardegna in particolare è piena di movimenti, di associazioni che raggruppano, raggruppano tante categorie. Io penso in particolare alle categorie più, tra virgolette, più deboli, che appunto attraverso queste esperienze possono entrare in una specie di camera di risonanza. Si possono abbattere delle barriere appunto che fino adesso non hanno consentito a molte persone di far sentire la propria voce. E quindi io, per esempio, mi viene in mente il grido di aiuto chiesto dagli insegnanti, che si trovano spesso di fronte a una politica estremamente oppressiva e duramente povera dal punto di vista culturale nei loro confronti, si trovano a combattere spesso da soli. E così per tante altre categorie. Sta incominciando anche il momento anche dei medici che vengono tacciati di abuso della cosiddetta medicina difensiva. A proposito del superamento di queste barriere, io penso alla necessità, secondo me, che un'organizzazione come questa a livello nazionale entri in contatto con altri movimenti analoghi che si sviluppano nelle altre nazioni europee e nel Mediterraneo. Pensando alla situazione di stanotte, alla Francia, ricordo che esiste un movimento che si chiama Nouvelle Donne, che si sta sviluppando in Francia proprio per contrastare le politiche che vanno nella direzione appunto che conosciamo bene anche noi in Italia, nella stessa direzione che vuole effettivamente mantenere appunto la situazione la condizione di sudditanza alle classi più povere. Ecco, poi per finire vorrei anche porre l'accento sulla necessità che chi lavora nel settore dell'informazione possa in qualche modo approfittare di queste iniziative per cercare di ridare dignità a un settore che in Italia veramente è gran parte del declino culturale. Il settore appunto dell'informazione, in particolare televisiva e dei giornali. A questo proposito, un settore che risente in particolare penso che sia la politica estera. Non sarebbe male che noi persone fossimo in qualche modo aiutati a toglierci i paraocchi e a vedere in realtà qual è il ruolo della nostra nazione in tutto quello che sta succedendo in Africa e in Medio Oriente. E infine, a questo proposito, vorrei ricordare quanto sarebbe necessaria un'azione di questo genere da parte dell'informazione, riscatto di dignità, riguardo al problema dei problemi, che è quello della competizione, cosiddetta tra due popoli,
sempre tra virgolette, Israele e palestinesi. E quindi togliere i marocchi significherebbe permetterci di vedere qual è la situazione reale. Questo non sarebbe male. La situazione appunto di un popolo che opprime, una nazione che opprime una popolazione e che effettua veramente degli interventi di colonizzazione senza fine e di segregazione proprio alla stregua di quello che succedeva nel Sudafrica. Per il Sudafrica c'è stato un movimento che ha portato veramente a un progressivo rientro, al ritorno appunto di una condizione di democrazia, invece noi ancora non riusciamo a vedere la fine di questo gravissimo problema, che ripeto è centrale rispetto a tutto quello che sta succedendo nel Medio Oriente. Vi ringrazio. Grazie. Abbiamo gli ultimi 3 interventi, poi avremo il piacere di sentire. Allora, la parola a Riccardo Caocci, credo di capire bene, della scuola. Prego. Salve a tutti, mi rendo conto che ci sia, stringerò i tempi perché mi rendo conto che vogliate tutti quanti sentire l'intervento di Maurizio. La mia riflessione parte dal concetto di coalizione sociale, in particolare da quando si è parlato di coalizione sociale a livello italiano è venuto fuori un problema che riguarda l'idea stessa di politica. Fondamentalmente la domanda che la maggior parte dei giornalisti ho sentito porre riguarda la questione della politica, ma sempre considerata come un'attività che sì mira alla creazione della città, della cittadinanza, della socialità, ma sempre come calata dall'alto. Ora, facendo una piccola analisi del modo di fare di Renzi, sia a livello di iter legislativo che hanno seguito le sue riforme, ma anche di come si pone, tutti credo che abbiamo in mente l'immagine di Renzi che spiega agli studenti attraverso una lavagna la buona scuola. Ecco, l'idea di Renzi è quella di una politica che è unicamente calata dall'alto. Calata dall'alto intesa non solo come la progettazione di riforme che sono strutturali per il Paese, senza considerare le parti sociali, ma è andato anche ben oltre questo. Abbiamo ben presenti gli avvenimenti di Bologna, con le cariche sul corteo di manifestanti pacifico, ma anche qua a Cagliari, con l'insediamento del nuovo questore Gagliardi, abbiamo ben presente le cariche che sono state fatte su studenti, su cortei unicamente pacifici. Ecco, il discorso che la coalizione credo debba portare avanti è anche ricordarci l'idea di politica tipica della sinistra, cioè un processo che non parta dall'alto, non veda delle riforme calate dall'alto, ma parte dal basso, quindi da una partecipazione da corpo intermedio. Ecco, la coalizione è questo, non è un partito. La coalizione è un corpo intermedio che si frappone tra la cittadinanza e i palazzi istituzionali e porta le avvertenze e le istanze della base ai palazzi istituzionali. Solo in questo modo si può pensare di fare politica alla mia maniera, ma credo anche alla nostra maniera in generale. Il progetto di Renzi credo sia abbastanza chiaro, non voglio dilungarmi in analisi. Il discorso chiaramente è che si tratta di 3 punti fondamentali: la distruzione del tessuto sociale e quindi conseguentemente anche dello stato sociale, di tutti i diritti che dovrebbero avere lavoratori, ma studenti, ma più generalmente cittadini. E in secondo luogo quello di demolire completamente tutti i percorsi democratici che dovrebbero partire dal basso e l'idea stessa di democrazia attraverso la coercizione e la logica e la demagogia plebiscitaria che sta portando avanti da quando è al governo. Credo che principalmente il punto da cui dovrebbe partire la coalizione sociale quindi sia quello di contestare in termini di costruzione, però quindi contestare e costruire, contestare e creare alternative a quelle proposte da un governo che non rappresenta la popolazione italiana o anche quella sarda. In questo senso credo che quando si tratti della creazione di spazi democratici, che abbiamo già detto devono essere fisici o no, si tratta anche di riprenderci, come anche ha detto Francesco, tutti quegli spazi all'interno delle scuole, ma anche all'interno in generale dei luoghi di lavoro, che ci permettono di costruire, anche di confrontarci tra di noi. Ognuno di noi ha
credo, ma credo sia abbastanza anche palese, ha delle istanze diverse, che sicuramente vede come anche personali. Ecco, il nostro compito è quello di far capire a tutti quanti i cittadini che le istanze, per quanto siano personali in realtà, vanno portate avanti in maniera collettiva, attraverso il dialogo democratico, attraverso la costruzione di alternative che siano, sì, anche abbiano un confronto istituzionale, ma soprattutto che partano dal basso. Quindi la denuncia passa sicuramente attraverso i canali comunicativi. Abbiamo ben presente l'idea che ha di comunicazione mediatica Renzi, a parte il discorso della lavagna con cui spiega la buona scuola agli studenti, i diversi video che fa e anche il modo di impostare il dibattito all'interno delle assemblee. Se pensiamo alle consultazioni della buona scuola, è ben chiaro che Renzi non abbia realmente la voglia di confrontarsi con le parti sociali. L'accesso alle consultazioni per la buona scuola è stato proibito a tutte quelle organizzazioni studentesche e tutte quelle organizzazioni sindacali, di professori, di personale ATA, di docenti che si opponevano. L'unico modo che abbiamo avuto per portare avanti una lotta contro la buona scuola, ma anche contro il Jobs Act e la legge di stabilità, sono stati dei canali comunicativi indipendenti. E questo credo che debba anche delegittimare il governo dall'avere determinati atteggiamenti anche presuntuosi verso la cittadinanza italiana. Ecco, quando si tratta di costruzione, che è la seconda parte di cui si dovrebbe occupare la coalizione sociale, si tratta di costruire delle alternative. Come costruire queste alternative? Prima di tutto credo che le alternative debbano essere costruite cercando di non astrarre il cittadino in base all'occupazione sociale che ha all'interno della città. Se io sono studente, sì, sono studente, ma non sono solo studente, sono anche cittadino. Perché il mio diritto ai trasporti deve essere relegato ai momenti in cui io devo andare a scuola, per esempio? Ecco, noi abbiamo un piano dei trasporti sia a livello regionale che nazionale che tutela lo spostamento degli studenti, unicamente intendendo lo studente come colui che va a scuola. In questa fase viene completamente alienato il discorso dello studente che si sposta all'interno della città e quindi vive la città in maniera ricreativa, per esempio. E qui mancano i finanziamenti alle attività culturali e beni di consumo culturale. Non viene considerato l'indice di spesa media che deve affrontare uno studente nel corso della sua vita. Se pensiamo al fatto che le borse di studio già non bastano per comprare i libri, manca il comodato d'uso, figuriamoci se uno studente può andare a teatro, può spostarsi se abita nelle zone periferiche rispetto ai centri cittadini. Quindi il percorso che dobbiamo creare è quello della ricreazione del tessuto sociale da parte nostra, quindi confrontarci su quali sono le reali nostre esigenze in termini non solo di diritti ma anche di quello che vorremmo in più, non limitarsi alla definizione di uno status quo, ma andare ben oltre. In questo senso credo che le manifestazioni delle politiche di Renzi abbiano mostrato la loro manifestazione nella creazione del disagio e dell'esclusione sociale. Se consideriamo fenomeni come Salvini o come l'avanzata delle destre estreme, ci rendiamo conto che ci sono intere fette della popolazione tagliate completamente fuori dal dibattito democratico. In questo senso io personalmente mi sento di spingere il lavoro della coalizione a ragionare sul tema del reddito. Il reddito di due tipi. In primo luogo io sono studente e parlo del reddito di soggetti in formazione, perché credo che la mia attività di studiare non sia un'attività che debba essere valutata come produttiva, come una mera prestazione lavorativa. Il mio lavoro di studio è socialmente utile, è quello che realmente porta all'avanzata tecnologica e culturale di un paese. Per cui il reddito dei soggetti in formazione non si profila agli studenti come una borsa di studio, è qualcosa che deve togliere la parte, come dire, di impegno economico alle famiglie nelle spese che deve affrontare appunto una famiglia per poter pagare la vita a uno studente. Questo è compito dello Stato. Lo Stato deve poter garantire a tutti gli studenti, a prescindere dalla loro provenienza sociale, l'attività all'interno della città e all'interno anche della loro funzione sociale, che paradossalmente ci siamo dimenticati. Bene, allora chiudo semplicemente a lavorare la lotta. Comunque speriamo bene che ci saranno altre occasioni per sentire i ragazzi di questa preparazione. Va bene. Allora, adesso tocca a Giorgio Scarlatta della RSU FIOM. Buongiorno a tutti. Dunque, io sono un rappresentante sindacale della Vitro Ciset, un'azienda che lavora nel famigerato poligono del Salto di Quirra. Abbiamo sentito oggi diverse dichiarazioni, quindi sono stato costretto
mio malgrado perché sono molto emozionato, a intervenire. Allora, attraverso la segreteria della FIOM, con l'aiuto dei lavoratori, di Massimo, di tutta la delegazione sindacale, a partire da Samuele, abbiamo dovuto contrastare, come avviene in tutte le aziende, in tutte le fabbriche, tutte le politiche che sono state messe in campo, diciamo, anche ultimamente anche con Job Act, contro i lavoratori. Attraverso la segreteria, con il compagno Sergio Bellavita a livello nazionale, abbiamo davvero combattuto per difendere il nostro posto di lavoro e i nostri diritti che stanno comunque scemando sempre di più. Ma abbiamo dovuto davvero fare anche un'altra battaglia, perché noi siamo, oltre che essere lavoratori in un'azienda che opera in un settore delicato e importante, abbiamo dovuto fare una battaglia contro la disinformazione, le campagne mediatiche. Noi abbiamo sempre chiesto, come credo che sia importante per tutti i lavoratori che lavorano nelle industrie, credo anche che la Sardegna senza industrie non va da nessuna parte. I camerieri l'abbiamo fatto da giovani per poter pagarci qualche vacanza, pagarci qualche divertimento, però poi dobbiamo costruirci anche delle famiglie e organizzarci meglio il futuro. E allora crediamo che le campagne mediatiche, quando sono menzognere e attaccano così spavaldamente con mezzi di informazione importanti delle realtà, dei territori, devono essere combattute. Credo che anche una coalizione sociale forte come sta nascendo, con dei valori forti, non possa non partire dalla verità. E allora noi come lavoratori abbiamo sempre chiesto dove lavoriamo, chi siamo, perché di uranio impoverito, di tutte le altre situazioni che abbiamo sentito per mesi, per anni, ci siamo stancati. Abbiamo chiesto per una volta per tutte, fate chiarezza scientificamente dove lavoriamo. Ci sono dei processi in corso, con Massimo abbiamo seguito tutte le fasi processuali perché siamo davvero interessati a capire dove siamo, per noi e per i nostri figli. Ecco, sentire anche oggi quel signore, io non sono così bravo come lui probabilmente, ho solo fatto il tecnico nella mia azienda, parlare di certe situazioni ci fa davvero male. Quindi noi chiediamo ancora una volta di partire dalle verità per difendere noi, il nostro territorio e il nostro posto di lavoro. E comunque vorrei invitare anche il compagno Maurizio a venire a mangiare nei nostri territori, a mangiare le arance di Muravera, i capriti di Pernas, i pesci di Muravera. Ciao a tutti. Grazie. Allora, prima di dare la parola, grazie, scusa, ogni tanto non il pallone anch'io. Allora, prima di dare la parola a Gabino Doppio, che chiuderà questa nostra mattinata così interessante e intensa, devo ringraziare anche Andrea Dettori, che ha annullato il suo intervento, ma che in realtà poi ci ha messo nelle condizioni di chiudere nei tempi previsti. La parola a Gabino Doppio. Ti serve lo sgabello? No. Maurizio, lo sgabello qua serve, è un problema. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Io non vi ruberò molto tempo, anche perché non prendiamoci in giro, siamo qua per sentire Maurizio Landini, un po' di meno, anche perché ieri tutto il giorno con Maurizio Landini vi posso garantire che non è facile seguirlo. E quindi sarò abbastanza schematico. Inizio così. Scusate, vi rubo 3 minuti se me li concedete, altrimenti rischiamo di allungare. Inizio così. Quando abbiamo deciso in Sardegna di tentare di fare una coalizione sociale, in una riunione provocatoriamente al mio compagno qua davanti, che tutti voi conoscete, ho detto: mi devi convincere perché io devo aderire alla coalizione sociale. Mi ha convinto questo, ve lo leggo. I partiti di oggi sono soprattutto macchine di potere e di clientela. Ci si salva e si va avanti se si agisce insieme e non solo uno per uno. Lo diceva Enrico Berlinguer quando era giovane.
Questo mi ha convinto per quanto riguarda la partecipazione a coalizione sociale, perché da soli, come dire, non si va da nessuna parte. E quanto ci sia fame di parlare di problemi di politica lo dimostra anche la giornata di oggi, perché non è vero quello che ci dicono i politici, che noi siamo disaffezionati alla politica e ai problemi. Il problema è che proprio i politici non vogliono che noi ci possiamo incontrare, parlare, e vi vorrei ricordare che questo è stato anche grazie ai politici che hanno chiuso le sede del partito, perché dalla base poi nascevano, come dire, le proposte, e chi ci rappresentava poi li doveva portare, come dire, ai livelli alti. Si è parlato anche di lavoro. Noi ieri abbiamo fatto un'iniziativa tutto il giorno in cui abbiamo parlato molto di lavoro, di problemi, non vi annoio, solo per dire alcune cose, che il lavoro è molto importante, ma è molto importante non a prescindere, come diceva anche Samuele. Molti di voi sapete la battaglia di Maurizio e della FIOM per quanto riguarda il lavoro, ma anche per quanto riguarda le condizioni, i diritti, ma molto importante anche la salute nei posti di lavoro. La battaglia che Maurizio ha fatto e che continuerà a fare anche per quello che è successo nell'Ilva, vi posso garantire che un po' che lo conosco, che non si fermerà naturalmente a condizioni che pur di lavorare bisogna morire. Però attenzione anche a questo. Io mi auguro che ci saranno altri momenti di discussione, perché, come ha detto l'ultimo intervento, non ci può essere futuro nell'isola se non ci sono anche le industrie. Ma noi siamo le industrie le industrie serie, quelle che producono lavoro, che non producono morti. E per fare questo ci sono anche i finanziamenti che anche le grandi multinazionali vorrebbero evitare, ma come si fa da altre parti, in Germania e anche da altre parti ci sono condizioni di lavoro ottimali, anche perché, ripeto, ci sono soldi, finanziamenti e progetti che possano permettere ai lavoratori di poter lavorare dignitosamente. E lo dice uno che proviene dal sito di Porto Torres, che nonostante da anni stia combattendo, non dico una brutta malattia perché non è brutta, è una condizione come dire, di malattia abbastanza importante, e che, ripeto, bisogna combattere, non dire che bisogna chiudere le fabbriche, perché qualcuno mi dice sono nato metalmeccanico, non è obbligatorio morire metalmeccanico, e l'importante è che comunque a fine mese io porti a casa lo stipendio per poter garantire poi naturalmente una vita dignitosa. Ma sono convinto, ripeto, e poi avremo modo anche di parlarne, che in Sardegna è necessario che per quanto riguarda le industrie bisogna pretendere gli investimenti per il lavoro, ma investimenti anche per un buon lavoro. Ma sono convinto che, ripeto, avremo modo anche di parlarne. E il messaggio che è sbagliato è anche perché quel poco di lavoro, grazie ai nostri politici, e non alla politica, non confondiamo, perché uno è la politica, uno sono i politici. Il messaggio che è sbagliato è che sta passando che addirittura il poco lavoro che c'è abbiamo messo in contrapposizione il padre con il figlio. E per quanto riguarda anche questa, la giornata di oggi, non voglio offendere nessuno, per carità, però il nostro compito è che siamo tutti padri di famiglia, poi ritornare a casa bisogna dire ai nostri figli che Enrico Berlinguer diceva anche questo, che se i giovani si organizzassero, si padronissero di ogni ramo del sapere e lottano con i lavoratori e gli operai, non c'è scampo per un vecchio ordine fondato sul privilegio e sull'ingiustizia. Quindi anche questo è compito nostro, che ritornare a casa, dire ai nostri giovani che si devono riappropriare di parlare di politica e dei problemi che stiamo discutendo oggi. E per concludere, per non allontanarvi più di tanto, io sono convinto che la coalizione sociale in Sardegna andrà avanti, ci saranno altri momenti, perché se non facessimo questo già la maggior parte degli italiani non vanno a votare, si continuerà a non andare a votare, e questo sarà solo, come dire, perdere un'occasione molto importante di una parola che Maurizio cita sempre, che è la democrazia in Italia. Grazie. Grazie. Allora, prima di dare la parola a Maurizio Landini, che
vogliamo ascoltare con grande interesse. Vi ricordo del contributo, cosa molto pratica, ricordatevene prima di andarvene. L'ultima cosa che io voglio dire, non prenderò 5 minuti, prenderò 2 minuti. Questa discussione di oggi mi ha fatto ricordare una cosa che accadde, operazione nostalgia, no, semplicemente ricostruzione della storia. Negli anni 70, durante l'occupazione della Facoltà di Lettere e Magistero a Cagliari, ci fu uno straordinario incontro degli studenti con i pescatori e con i metalmeccanici. Perché voglio ricordare qui questa straordinaria esperienza formativa per chi allora studiava e che non conosceva come funzionava la società esterna all'università? Era stata un'occasione straordinaria per dei ragazzi che stavano entrando nel mondo anche della produzione, per i più fortunati, di conoscere quali erano le condizioni socio-economiche di altre categorie professionali, di altri lavoratori, diciamo, che faticavano molto a tirare la giornata. Diciamo un'esperienza formativa di straordinaria importanza. Negli anni si è perso tutto questo. Ognuno va per la propria strada, egoisticamente pensa a se stesso, non ha un senso di appartenenza alla collettività, è sparito il senso e la conoscenza di come si vive in una comunità. Allora io mi aspetto questo principalmente da coalizione sociale, la ricostruzione di uno spirito collettivo che per le congreghe, per le corruzioni, per le coalizioni costruite solo sull'interesse e sulle poltrone, per gli interessi di bassissima lega che non sono serviti alla crescita di questo Paese, hanno anche cancellato la possibilità dell'aggregazione sociale. E concludo riproponendo una frase che a me è piaciuta moltissimo. L'hanno detta i ragazzi, l'ha detta credo la Cilloni. Non è che io non voglio morire solo di nostalgia, non voglio morire nemmeno di rabbia, perché constatare la situazione nella quale viviamo, ma non confrontarla soltanto con quello che abbiamo vissuto, ma con quello che potremmo costruire e che non riusciamo a costruire perché non abbiamo occasione di incontro, non abbiamo occasione di guardarci negli occhi, un'espressione bellissima è stata usata qui forse da Franco. Allora voglio dire, tutto questo è indispensabile alla crescita, innanzitutto culturale di questo Paese, che è sprofondato in una situazione mostruosa. Era la prima responsabilità, lo dice uno che ha lavorato in televisione per 26 anni, è la televisione. Allora noi costruiamo degli sistemi conoscitivi che integrino o siano alternativi a questi meccanismi aberranti, oppure noi dobbiamo sempre fare i conti con questa realtà che ci lascia sempre in un cantuccio. Questa è la mia, diciamo, osservazione da giornalista, da testimone di quello che succede in questo benedetto Paese e che comunque continua a impegnarsi e a sperare che qualcosa cambi. La parola Maurizio Landini. Penso anch'io che la discussione di oggi, le relazioni, gli interventi siano state, credo, molto utili per tutti e che confermino, almeno dal mio punto di vista, il bisogno, la necessità che c'è di cercare di capire quello che sta succedendo attorno a noi e come si può cambiare quello che sta succedendo visto che non ci piace. E soprattutto credo la domanda o il bisogno che emerge sempre di più è che ognuno di noi, anche quando è in organizzazioni che può considerare forti, lo dico al limite pensando anche alla FIOM, ci si rende sempre più conto che non solo non si è autosufficienti, ma che da soli non si va da nessuna parte e che abbiamo a che fare con un cambiamento che è avvenuto in questi anni nel mondo di lavorare, nel mondo più in generale, in cui appunto gli spazi di democrazia
di partecipazione si sono molto ridotti. E se uno ci pensa, siamo, anche con quello che sta succedendo in queste ore, in questi giorni, noi siamo di fronte da un lato a un disordine mondiale sempre più grande, ma dall'altra parte a una concentrazione forse del potere economico e finanziario sempre più in mano a pochi, dove addirittura anche il ruolo degli stati, delle nazioni, dei governi forse non hanno più quella dimensione, quel ruolo che in passato hanno avuto. E da questo punto di vista credo che la discussione e il confronto sia anche importante, perché io almeno lo dico per me, se si vuol provare a capire cosa sta succedendo e quindi cosa c'è bisogno di fare, forse bisogna smetterla di semplificare sempre tutto, perché in una fase di questo genere la semplificazione dei messaggi, la semplificazione in realtà non solo non ci aiuta a capire quello che avviene, ma rischia di chiudere ognuno di noi dentro il suo mondo e molto probabilmente permette appunto ad altre logiche, ad altri poteri invece di affermarsi. E lo dico questo, poi dirò naturalmente anche altre cose sul senso della coalizione, sul perché di questa proposta, su cosa si propone anche concretamente di fare. Mi permetterò di darvi anche qualche consiglio, se posso, su alcune cose, poi ognuno di voi naturalmente con la sua testa decide, ma se pensiamo a quello che sta succedendo ed è successo a Parigi, ieri in realtà con un processo che era iniziato prima, allora a me convince il messaggio con cui è stata aperta questa assemblea, no? Facevi il ricordo, un paragone con il terrorismo in Italia. E io penso naturalmente che sì, la prima cosa che uno deve vedere è che atti terroristici di questa natura, addirittura quelli che hanno rivendicato hanno anche detto che è solo l'inizio, che adesso ci potrà essere anche Roma, ci potrà essere, cioè hanno indicato nell'Europa un luogo in cui questo terrorismo si può diffondere. È evidente che il terrorismo viene aiutato se si accetta il terreno di scontro e di confronto che loro propongono. Ed è evidente che se la logica è semplicemente quella di incentivare ulteriormente una logica di guerra, è indubbio che questo, secondo me, non fa altro che favorire appunto il terrorismo. Allo stesso tempo devi fare i conti con la paura che questo genera, perché la cosa di ieri sera non è solo un atto terroristico normale. Se ci pensate, sono intervenuti in un teatro, sono andati in un ristorante cambogiano, se non ho letto male, sono intervenuti nello stadio e da un certo punto di vista hanno scientemente deciso di intervenire in posti tranquilli, fino al punto che uno può aver paura di andare a prendere un caffè in un bar, perché non sai cosa ti può succedere o cosa incontri dentro, e dall'altra parte di utilizzare una cosa. Pensa alla partita, pensa allo stadio che era, a proposito di televisione, era su tutte le televisioni, e quindi quasi di fare un attentato in diretta televisiva che arrivi a tutti, dando il senso di una forza di quelli che lo fanno, che ti dicono non state tranquilli da nessuna parte, perché noi possiamo arrivare dappertutto. E se ci pensi, la semplice reazione, dice, come ho letto di qualcuno, io trovo pericoloso che la reazione sarebbe la guerra a questo, oltre al fatto che, adesso non solo per essere contro la guerra, ma è anche stupido, no?
Tu dici, vai a bombardare chi? Cioè, mentre dall'altra parte loro possono arrivare, decidono loro cosa farlo e non sai neanche se ci sono, tu vai a bombardare chi? Fai una guerra contro che cosa? Contro chi in senso generale, no? Ma questo tema io penso che noi lo dobbiamo affrontare discutendo, non avendo paura, non fermandoci, e io penso che la cosa che è venuto a dire qui il sindaco, io lo ringrazio per l'attenzione che ha avuto di questa assemblea nostra, di non fermarsi, di manifestare, di scendere nelle piazze. Io credo che sia la prima cosa che noi dobbiamo fare adesso. Le notizie che ho che si stanno muovendo in ogni città in queste ore, dopo la paura, lo sconcerto, cosa sta succedendo, credo che noi questa cosa la dobbiamo fare. Proprio anche innanzitutto per dire che non accettiamo e vogliamo respingere questa logica terroristica, dall'altra perché non ci si deve rinchiudere in casa ognuno per sé, pensando che la soluzione è lo stato di polizia, lo stato di guerra, ma la necessità di affrontarlo, anche perché l'altro messaggio che arriva quando parlo di semplificazione è questo. Io leggevo adesso nelle rassegne stampe che ci arrivano alcuni titoli, no? Anche di alcuni giornali. Islamici bastardi. E nel meccanismo di paura scatta l'idea, l'Islam, abbiamo un nemico, è l'Islam, che è una sciocchezza totale, sia perché un Islam solo da quando è morto Maometto non esiste più, ma se uno ci riflette, non solo il mondo islamico è molto diverso, ma addirittura ci sono pezzi di guerra dentro il mondo islamico. E dall'altra parte, insisto, noi siamo di fronte al fatto che molto probabilmente, non per giustificare, ma se uno ragiona il fatto che si siano determinati anche dentro al mondo islamico guerre e logiche diverse, è frutto anche di guerre che sono già state fatte in passato, no? Quindi non è mica vero che la guerra è lo strumento per combattere questa logica, anzi molto spesso alcune guerre sbagliate che l'Occidente ha fatto hanno ingenerato dentro al mondo islamico il rafforzamento delle parti più integraliste e dall'altra parte noi siamo dentro a un quadro di disordine mondiale, perché oggettivamente uno dei temi con cui forse bisogna riflettere e pensare che cosa fare e quindi come affronti anche una situazione di questo genere è anche il nuovo quadro internazionale con cui ha a che fare i conti. Cioè è dal tempo del superamento dei muri e della guerra fredda che in un qualche modo c'erano due mondi che si schieravano e di volta in volta decidevano cosa succedeva dappertutto, poi c'erano i non allineati, no? Diciamo così, ma quello era un mondo Oggi sei in un quadro completamente diverso. Sei in un quadro completamente diverso, dove hai uno scontro, tra virgolette, su chi controlla tra gli Stati Uniti e la Cina e di conseguenza hai anche un quadro, diciamo così, più generale che riguarda qual è la moneta che è più forte, qual è la forma energetica, si parla di energia anche qui per far funzionare le aziende, il controllo oggi delle forme energetiche è uno degli elementi che sta ridisegnando il quadro mondiale, quanto cala il petrolio, quanto non cala, quanto lo usi, chi controlla quelle risorse, e dall'altra parte l'Europa che ha sempre giocato un ruolo, oggi non solo è in crisi per i problemi che abbiamo, deflazione e tutto il resto, ma anche per la posizione, essendo nel centro del Mediterraneo, si trova anche a fare i conti direttamente in prima persona con quello che è un mondo nel Medio Oriente, a proposito, in cui ci sono conflitti anche tra loro non governabili. Non a caso alcuni di quelli che hanno sparato, terroristi che sono stati anche uccisi, raccontano sempre i giornali che le cose non solo urlavano Allah è grande, ma la cosa che dicevano, la colpa è di Hollande perché avete bombardato la Siria. E quindi siccome avete bombardato la Siria adesso vedete cosa vi succede in casa vostra, oltre a tutte le valutazioni che ci sono. E badate che da questo punto di vista il rischio, anche qui raccontando delle balle, di utilizzare, di semplificare questo messaggio, dalla chiusura delle frontiere al fatto che il problema è l'immigrato esterno che viene qui da te, amplificherà questo quadro.
e rischia da un certo punto di vista questo elemento di essere utilizzato. Quando dico una serie di bugie grandi che ci sono anche in questa direzione, perché guardate che ci sono alcune cose che dovrebbero far riflettere, a proposito ognuno a casa sua, non lo dice nessuno, ma guardate che il numero è più grande, il numero di giovani italiani che va fuori dall'Italia per cercare lavoro di stranieri che vengono in Italia a lavorare, a cercare da lavorare. Questo viene rimosso, ma oggi uno dei problemi che abbiamo è anche questo, e vale in senso generale. Proviamo a pensare, se uno ci riflette, alla quantità di contributi che quelli che lavorano qui da noi versano per le pensioni, per il fisco, e che non ricevono indietro e che servono sostanzialmente agli altri. Se tu vai a fare un confronto, è più quello che pagano di quello che ricevono, visto che adesso si ragiona tutto in termini contributivi, no? Che uno dovrebbe dare in base a quello che dà, e la solidarietà non esiste, se uno ci pensa. E dall'altra parte, se vediamo quello che concretamente sta avvenendo, è indubbio che anche i processi politici generali, anche economici, di controllo dentro hanno un ritorno rispetto alle dinamiche che stanno intervenendo. Allora, non cogliere, cioè far finta che tutto questo non esiste, non solo rischia di non portarci a capire quello che sta succedendo, ma semplicemente rischia di favorire un determinato disegno di restaurazione autoritario, antidemocratico da un piano, e dall'altra parte sul piano sociale ed economico non mettere mai in discussione quelli che sono i processi di finanziarizzazione che si sono determinati, che sono quelli che non solo stanno svalorizzando il lavoro, portando la merce, ma stanno cambiando anche gli assetti democratici veri e propri in senso generale. Poi c'è una complessità, lo dico perché non è che sento anch'io la necessità di capirne di più di quello che sta succedendo. Le prime domande di fronte a queste cose, oltre all'aberrazione quando vedi cose incredibili, è perché sta succedendo, cosa c'è dietro questa cosa, in quale forma tu puoi agire. È chiaro che ci sono anche dinamiche, se volete, dentro agli stessi paesi medio orientali, diciamo così, anche di scontri interni che determinano degli elementi di equilibrio. Ma allora forse anche tutte le politiche che finora sono state fatte di studio o di non studio dimostrano che c'è anche un mondo esterno, se volete occidentale, che non capisce quello che sta succedendo e che non è in grado di dargli una lettura. E da un certo punto di vista, siccome se la guardiamo nella nostra dinamica sociale, economica, quella che è avvenuto, il processo economico e finanziario generale ha una ulteriore caratteristica, no? Quella di una totale svalorizzazione del lavoro, non solo del lavoro dipendente classico, di tutte le forme di lavoro, compreso del lavoro autonomo. È un livello di svalorizzazione, di mercificazione del lavoro come adesso non c'è mai stato negli ultimi 100 anni che noi possiamo conoscere. Stiamo cioè tornando in molti casi all'origine della nascita del movimento sindacale operaio, quando cioè il lavoro torna ad essere merce, nel senso che anche i rapporti di lavoro tornano ad essere semplici rapporti commerciali individuali. Perché questo è il processo che si sta innescando e che sta venendo avanti. Allora, io il primo elemento che vedo, e al limite se anche da questa assemblea, è un primo consiglio che do, ma sono decisioni che prendete voi, che chi ha partecipato, le associazioni, i soggetti, chi l'ha promosso e chi c'è stato, indica la necessità, e se c'è un percorso di partecipare a un elemento di iniziativa, di mobilitazione esterna, immediato, oggi, domani, lunedì, quando può essere fatto, ma che indica non solo il no agli atti terroristici, ma indica anche la necessità di una discussione vera per ragionare su come affronti questa nuova situazione e su come la metti in discussione, e che non sia la costruzione del nemico, e cioè che è il migrante che arriva o l'islamico che arriva, per semplificare tutto. Io penso che questo è un altro punto per noi molto importante e sarebbe già un primo segnale, un primo atto. Del resto apriva la riunione Carboni dicendo, rispetto anche alla manifestazione che noi come FIOM abbiamo proclamato per il 21 di novembre a partire dal nostro contratto, e di contrasto alla legge di stabilità del governo Renzi, che non ci piace, non è utile e che ha già visto
nei giorni scorsi anche l'adesione di tante associazioni che assieme a noi hanno dato vita alla coalizione sociale. Io credo, nei prossimi ore ne discutiamo, ma la mia idea è assolutamente di confermare quella manifestazione e allo stesso tempo al limite di trovare il modo di allargarne i contenuti e la partecipazione affinché attraverso la difesa del lavoro e la contestazione di una politica di stabilità che non ci piaccia rimetta al centro anche una discussione su una lotta vera al terrorismo e su un'idea di estensione della pratica della nostra democrazia, dentro un'idea non solo di integrazione, ma davvero di nuovo modello sociale ed economico come risposta anche ai processi che sono in campo oggi e che indichi da questo punto di vista anche un terreno ulteriore di iniziativa. Io credo che questo sia un punto e quindi più momenti ci sono di discussione, di confronto, di coinvolgimento delle persone è utile. E per venire alla coalizione sociale, visto che ho sentito, guardate, io vi racconto esattamente la discussione che abbiamo fatto anche al nostro interno, perché siamo arrivati a fare questa proposta. Non è che c'è bisogno, non è che uno si è svegliato la mattina e ha detto sapete che c'è, adesso facciamo la proposta di coalizione sociale. Almeno al nostro interno come FIOM è stata una discussione di mesi e non è Landini che l'ha inventato, l'ha pensata, è tutto il gruppo dirigente della FIOM e l'assemblea nazionale dei nostri delegati, 550 persone che alla fine hanno valutato questa cosa. E da, se volete, l'origine, il punto, da dove nasce? Nasce anche da una valutazione molto pratica. Cioè, noi abbiamo fatto, ragiono sindacalmente, scioperi generali, manifestazioni, mobilitazioni. Cosa abbiamo ottenuto? Se uno vuole essere onesto, niente, perché il governo non si è fermato, oggi lo statuto dei lavoratori non c'è più, i licenziamenti sono possibili, gli ammortizzatori sociali si sono ridotti. Se pensiamo, lo stesso schema ha funzionato sulla scuola, non è che perché ci sono state mobilitazioni senza precedenti, con un livello di partecipazione e di unitarietà del mondo della scuola che non aveva precedenti negli anni che uno possa ricordare, si è fermato il governo, ha tenuto conto, sta procedendo come se nulla fosse successo. E dall'altra parte, quello che sta avvenendo non è un fatto normale. Se noi vogliamo discutere anche di lavoro, di creare lavoro, cosa che anche qui discutendo sono già emersi punti di vista diversi, anche lì, se vogliamo dirci la verità, lo dico sempre da sindacalista, anche noi siamo di fronte a un passaggio nuovo. Perché se tu vuoi creare lavoro e devi fare investimenti, non hai solo il problema che qualsiasi investimento fai va bene perché dà lavoro, ma il tema nuovo con cui sei chiamato a fare i conti è investimenti per produrre che cosa e per farlo in che modo e quale rapporto e sostenibilità ambientale debbono avere le cose che produci, che fai e che studi. E un processo di questa natura non lo risolve il singolo lavoratore da solo. Perché un processo di questa natura ha bisogno che l'università, che la scuola, che il lavoro, che l'impresa, che i governi, che gli stati, che le regioni, che ci sia un'idea di costruzione di un nuovo modello sociale e di sviluppo, che vuol dire sia un cambiamento culturale, sia anche un cambiamento delle cose che concretamente fai e metti in campo. È un processo di questa natura che richiama anche gli elementi di fondo, ha bisogno di un processo largo di costruzione. Anche partendo da un altro passaggio, che uno deve anche essere, diciamo così, onesto, e non so se questo che sto dicendo adesso lo condividete o no, ma vi dico perché è stato un punto di analisi e di riflessione che noi abbiamo fatto. Se uno vuole essere onesto, tu sei anche di fronte a un dato, no? E cioè se tutte le conquiste ottenute nascono negli anni 70, 60, 70, lì c'è un sommovimento preceduto da un lavoro ma che determina determinate conquiste e determinate mediazioni sociali, no?
Lo stesso Statuto dei lavoratori nasce nel 1970. Se tutto ciò oggi è messo in discussione, io lo dicevo ieri, faccio presto, ma un punto di riflessione è stato, scusate, provate semplicemente a fare un paragone. Nel 1970 il Parlamento che ha votato la legge dello Statuto dei lavoratori era formato da chi e chi ha votato lo Statuto dei lavoratori? Oggi il Parlamento è formato da chi e chi ha votato la cancellazione dello Statuto? Se voi fate questo semplice paragone, noi siamo nella sede che fu del PC, bene, uno dovrebbe ricordarsi che il PC in quanto forza politica si astenne sullo Statuto dei lavoratori perché giudicava la soglia dei 15 dipendenti troppo alte che non estendeva. Ma provate a capovolgerlo, quindi lo Statuto dei lavoratori, chi lo votò oltre a essere stato ottenuto? Lo votarono forze politiche, tra le altre, che non è che si consideravano di sinistra, la DC, il Partito Liberale, mica si consideravano di sinistra, però l'hanno votato lo Statuto dei lavoratori, oltre al Partito Socialista e oltre altri. E naturalmente, la dico così, io non c'ero, ma immagino che il Partito Comunista si astenne anche perché sapeva che gli altri la votavano, no? Adesso la dico col senno di poi, può darsi che ragionasse in un altro modo, ma lo dico perché certo c'era un giudizio, ma perché faccio questa valutazione? Perché faccio un punto. Se tu fai un confronto, allora in quegli anni le lotte sociali, le cose che anche qui sono state raccontate, cosa avevano prodotto? Avevano prodotto una cultura del lavoro che era egemone. Non era solo uno di sinistra che pensava che il lavoro doveva avere diritti. La maggioranza degli italiani pensava che il lavoro doveva avere dei diritti. Fatemelo dire, non era di destra o di sinistra, era un valore che era stato assunto. Poi c'era un valore di sinistra che era diventato egemone, meglio, ma il ragionamento era questo. Quindi tu in quegli anni eri riuscito a vincere sul piano dei valori e della cultura, al di là se questo aveva prodotto o no un risultato elettorale significativo. Ci siamo? Oggi, se uno vuole essere onesto, ed è una delle difficoltà anche delle organizzazioni sindacali, oggi quella cultura fondata sui valori dell'eguaglianza o della capacità di avere un pensiero critico che cambia la società, in questi anni quella cultura ha perso. Oggi quello che si sta affermando è una cultura dove c'è un pensiero unico, che è quello della centralità dell'impresa. Oggi sei arrivato al punto che si tenta di far passare l'idea che pur di lavorare devi accettare qualsiasi condizione, anzi devi ringraziare se qualcuno ti dà da lavorare. E non devi metterti in discussione se quel lavoro c'ha dei diritti, se non c'ha dei diritti, no, devi ringraziare. È un cambiamento normale o no? E questa cosa non ha determinato anche una divisione dentro il mondo del lavoro? Perché se ad esempio nel 2002 si riuscì a fermare l'attacco all'articolo 18, portando 3 milioni di persone, uno può dire la CGIL si è spesa di più, uno può fare le valutazioni che vuole, ma allora eri riuscito anche lì a fermare Berlusconi perché nella cultura generale avevi affermato. Oggi noi abbiamo dovuto fare i conti col fatto che c'è un pezzo intero del mondo del lavoro, precari, partite IVA, eccetera, che non si sono sentite coinvolte nella nostra lotta per la difesa di quei diritti. E questo non può essere scaricato che non hanno capito niente loro. Questo è il problema che riguarda noi e da un certo punto di vista il nostro nuovo orizzonte è come ricostruiamo un'unità di tutto il mondo del lavoro, qualsiasi forma di lavoro abbia. E allora il problema che ci siamo posti, la proposta tra virgolette di coalizione sociale, non è che nasce né come partito né come cartello elettorale, e lo dico, né tantomeno come perimetro da costruire, capite? Nella nostra testa è una proposta che ha un'idea di costruzione di un percorso che rimette assieme delle persone per fare delle cose, sia sul piano culturale di una battaglia generale, e dirò quali possono essere alcune battaglie generali che noi pensiamo di discutere, sia della ricostruzione di una pratica sui territori, che ricostruisca dei legami di solidarietà e delle azioni che siano alternative rispetto a quello che avviene. Perché abbiamo bisogno innanzitutto di ricostruire una cultura che sia in grado di ingenerare
la centralità non solo del lavoro nel senso come diritto della persona, ma anche di che lavoro fai, di quale modello di sviluppo e quindi di che economia costruisci. Non a caso i temi che si sono discussi nelle prime giornate che facemmo a Roma, anche lì erano 4 gruppi. Quello sul lavoro, sul Job Act, sui diritti, quello della rigenerazione delle città e dell'ambientalizzazione dei processi produttivi, quello della scuola, della formazione e quello che riguardava le questioni anche dei diritti più generali, che affrontasse anche i temi, diciamo così, più di un quadro complessivo. Allora, in questo senso, l'idea da cui si è partiti è proprio questo, quindi non voglio, diciamo così, deludere nessuno, ma se uno dice la coalizione sociale ha l'obiettivo di costruire la sinistra, ve lo dico in modo molto secco, no, non è un nostro problema. Da un certo punto di vista abbiamo un obiettivo, mi permetto di dire, che è anche più grande, perché abbiamo in testa di riunificare il mondo del lavoro, di riunificare i soggetti sociali, e siccome non è il nostro problema quello né di presentarci alle elezioni come coalizione sociale, né di costruire un nuovo, per noi il problema è ricostruire una pratica e una cultura che permetta, attraverso anche battaglie sociali vere, di riconquistare un nuovo modello sociale. E da un certo punto di vista, se ricostruissi una cultura di questa natura, che vuol dire anche ridare un significato vero alla politica, che è fatta di contenuti, di partecipazione, di diverse idee, è chiaro che questo pone anche un problema e una domanda di cambiamento dell'attuale quadro politico e delle attuali forze politiche. Ma saranno le attuali forze politiche e l'attuale quadro che dovranno decidere se cambiano, si modificano e sono in grado di modificarsi. Voglio essere chiaro, perché ci sono delle domande per dare anche il senso di quello che... Questo, sentivo prima, mica mette in discussione, non è che il singolo non può... Ognuno fa quello che vuole singolarmente, nessuno è messo in discussione. Il punto è, visto che noi ci siamo rivolti a associazioni, a singole persone, noi chiediamo a tutti quelli che pensano che sia utile ragionare assieme per fare cose, lo dico sempre per farvi un esempio sulla FIOM, non è che la FIOM smette di fare il sindacato, smette di fare i contratti o di provare a fare i contratti, no, ma se si accetta un percorso di questo genere, per me come per altre organizzazioni, vuol dire che ognuno di noi comincia a lavorare e a ragionare sapendo che deve aprirsi ad altri soggetti e che ci sono alcune decisioni che o le costruisci assieme a qualcun altro, anche arricchendoti, o non sei in grado di affrontarlo. Questo è l'elemento di novità e di passaggio, fino a costruire anche un elemento comune. E qui lo dico perché vedo 2 passaggi in senso generale. Uno che riguarda iniziative anche più ampie, uno che riguardano anche iniziative nei territori. Se ragiono su iniziative più ampie, noi abbiamo di fronte adesso anche una serie di temi, no? Parliamo di Job Act o parliamo di scuola. Qui emergono 2 punti. Questi le leggi le hanno fatte uguali. Io sono convinto, poi potrò sbagliare, che il governo non ha il consenso della maggioranza né dei lavoratori né tantomeno di quelli che lavorano nella scuola. Però non c'è oggi uno strumento che permetta di misurare questo consenso e di attivarlo. Quindi se tu vuoi continuare questa battaglia e vuoi affermare l'obiettivo di riconquistare un vero diritto del lavoro per tutti, nuovo, che non vuol dire semplicemente tornare a prima, vuol dire ragionare su cos'è oggi il nuovo statuto dei diritti di tutte le forme di lavoro. O come qui veniva detto, se tu vuoi davvero affermare una scuola pubblica, se davvero vuoi affermare un'idea diversa di scuola, il problema, hai anche il problema di cambiare legge. Guardate che qui c'è un tema nuovo, io lo dico anche da sindacalista. Io il sindacalista l'ho sempre fatto avendo alle spalle lo statuto dei lavoratori. Andavo io nelle aziende a dire a quell'imprenditore lì: non stai applicando la legge e io sono venuto per fartela applicare. Provate a pensarci, adesso io devo andare nelle imprese a dire all'imprenditore: non devi applicare la legge. È un bel cambiamento, no? Non è proprio uguale a prima. E la stessa cosa da un certo punto di vista tu te la trovi anche se vuoi affermare determinate cose sul lavoro.
Ora, se questo problema ce l'abbiamo, il tema diventa, visto che noi non ci ha convinto, che nessuno gli ha detto di farlo, ha fatto votare mettendo la fiducia in quel Parlamento, non nel Paese. E se noi pensiamo che quella battaglia lì non può essere finita, è chiaro che ci dobbiamo porre anche il problema di come facciamo a cambiare delle leggi sbagliate. In questo caso tutto il percorso che riguarda anche in modo intelligente l'uso dello strumento referendario, secondo me è un tema che ci si pone tutto. Ma non, lo dico senza alcuna polemica, non avendo un obiettivo che è quello non di partecipare per dire che non sono d'accordo, ma porci l'obiettivo di creare quella appunto coalizione sociale ampia che se decidi una strada di quel genere lì hai l'obiettivo di vincerlo il referendum, non di partecipare. Allora io vi faccio due esempi. Uno è una decisione che ha preso la CGIL qualche giorno fa, che come sapete c'è stata una certa discussione anche al nostro interno sul valore della coalizione sociale, poi forse adesso ci si rende conto in modo molto chiaro che si può essere d'accordo o no, ma di sicuro l'obiezione che ci facevano volete fare un partito non esiste, proprio una cosa che non c'è, non so come dirlo, non esiste. CGIL ha preso una decisione importante, perché ha deciso che sta mettendo a punto una proposta di nuovo statuto e che da metà gennaio alla fine di febbraio farà una consultazione straordinaria dei suoi iscritti, stiamo parlando di 5 milioni e mezzo di persone, per chiedergli cosa pensano della proposta di statuto e per farli votare se la CGIL deve essere lei tra i promotori di un referendum abrogativo, una cosa che nella storia sindacale la CGIL non ha mai fatto. Perché se ci pensate, siamo alla Fondazione Enrico Berlinguer, il famoso referendum sulla scala mobile non lo decise la CGIL, lo decise il Partito Comunista. Se uno si raccorda, e un punto di questa natura, naturalmente, sia se come costruisci un nuovo statuto, devi discutere con tutti, mica solo con quelli, devi discutere con le nuove forme di lavoro, con le partite IVA, con i soggetti, con il lavoro autonomo. E allo stesso tempo un processo di questa natura si deve muovere. Va avanti un processo analogo dentro la scuola, perché so che c'è questa discussione aperta anche dentro la scuola. Avremo dei referendum non decisi da noi, ma che ci saranno, no? Se penso a quello sulle trivellazioni, qui qualcuno ne accennava. Se penso ai referendum costituzionali, che bene o male avremo di fronte tra un po'. Ecco, io credo che questo è un tema, o sono una serie di temi che nel fare delle cose ci dobbiamo porre come ci si sta, cosa si fa, che tipo di iniziativa si mette in campo. Perché diventa un modo preciso, pratico, in cui tu dici non sono d'accordo e propongo altre cose, ma ho anche gli strumenti per dire alle persone come sostieni le proposte che fai e come le costruisci, attraverso uno strumento democratico, di partecipazione democratica. Questo ad esempio è un pezzo di discussione che noi dobbiamo fare, perché ci troveremo ad attraversare nei prossimi mesi questo passaggio. E la scelta di non aver direttamente coinvolto o invitato le forze politiche in quanto tali all'assemblee prime della coalizione sociale non è perché uno dice ce l'avete con le forze politiche e ne volete fare un'altra, no. Era proprio perché in questa fase noi pensiamo che il problema è ricostruire un'unità sociale che non c'è e ricostruirlo sulla base di pratiche concrete che mette in campo. E aggiungo, questo per darvi un esempio di quella che è una discussione generale, una serie di pratiche vuol dire anche che cosa fai sui singoli territori. E io vi faccio degli esempi in modo che sia preciso quello che uno può fare e quello che al limite voi qui nella vostra autonomia potete decidere. Perché non esiste la coalizione sociale nazionale, capite? La coalizione sociale, tra virgolette, essendo un processo, un percorso, non un recinto, non una somma di sigle, esiste se nei singoli territori si costruiscono delle azioni, delle pratiche che danno il senso che c'è un processo di partecipazione e di costruzione diverso. Io vi faccio 3 esempi di cose che sono partite per dare un'idea, poi ogni territorio potrà decidere nelle forme e nei modi che vuole. Di 3 cose che sono state fatte. Una, Cuneo. La FIOM convoca Arci,
ma arriva la Caritas, le ACLI, un mondo intero. Cosa viene fuori? Cosa che non si conosceva. Che Cuneo è tra le province italiane con i più alti livelli di usura che ci sono. Scopriamo noi, cosa che noi non sapevamo, che almeno il 30% di quelli che denunciano di essere usurati sono lavoratori e lavoratrici metalmeccaniche, perché è gente che ha dovuto chiedere il prestito, la cessione del quinto, perché non riesce a pagare il mutuo, perché in cassa integrazione. Ad esempio lì, lavorando, quindi si è partiti da un tema. Qual è il primo atto che la coalizione sociale nata con associazioni che al limite nazionalmente non erano neanche presenti, perché le Caritas o le ACLI non c'erano all'Assemblea nazionale, ma in quel territorio sono state disponibili a lavorare? Si è aperto un centro contro l'usura, un centro provinciale contro l'usura, in modo che le singole persone che hanno questo problema non si sentano da sole, aver paura a dirlo, ma che diventi un elemento, che si sappia. Perché se c'è uno usurato vuol dire che c'è quello che lo usura, capite? E quindi tu apri un processo di un certo tipo, per fare un esempio. A Pomigliano abbiamo dato vita ad un fondo di solidarietà fatto con Libera e con una parrocchia, chiedendo dei contributi, perché siamo a un livello di non sostenibilità in molti casi delle persone che non pagano più la bolletta, che non ce la fanno. E abbiamo detto non solo che puoi dare dei contributi, ma abbiamo chiesto a queste persone, se eventualmente avranno un contributo, di rendersi disponibili a fare delle cose utili per gli altri sul piano sociale, di pulizia, di intervento, ricostruendo anche dei luoghi in cui le persone si possono trovare. A Roma si sta ragionando e discutendo, ad esempio, vedo qui molte, guardo chi è intervenuto, anche scuole popolari, e cioè il problema di costruire dei luoghi in cui tu puoi fare formazione e anche cultura, che oggi non c'è, sia eventualmente se ci sono lavoratori stranieri, ma anche per lavoratori italiani. Cioè una delle cose che bisognerebbe fare non è solo insegnare la lingua, che è decisivo, ma sarebbe utile in questa fase anche conoscere le culture di altri che stanno venendo qui per poter dialogare, per potersi confrontare. In modo che non ci sia il coglione di turno che va in televisione a spiegare che tutti gli islamici bisogna ucciderli perché sono tutti uguali, capito? Tu un anticorpo così non è che lo costruisci se accanto a lui c'è un altro che dice non è vero. Tu un anticorpo così lo costruisci se l'integrazione, il confronto, il dialogo lo costruisci perché le persone sono messe nella condizione di avere luoghi, momenti, forme e possono crescere sostanzialmente assieme. Io vi ho fatto degli esempi, no? Altri possono essere di altre cose che si stanno facendo, si stanno mettendo in moto per altre attività. Io penso ad esempio che questo è il processo di costruzione che dobbiamo fare, così come siamo stati tutti il 17 di ottobre, anche questo è stato un processo che non solo chi era dentro e aveva condiviso la coalizione sociale, ma insieme anche molte altre associazioni. Il 17 di ottobre l'idea di sostenere un reddito minimo di dignità è diventato un elemento di battaglia generale e abbiamo chiesto alle forze politiche, al punto che nella manifestazione del 21, pur proposta dalla FIOM, la proposta di un reddito minimo è una delle cose che noi sosteniamo e ha portato ad esempio un sindacato. Se ci ragionate, il sindacato italiano ad oggi non ha una posizione CGIL e CISL che dice che è d'accordo col reddito minimo. È ancora secondo me su una posizione antiquata e lo dico perché se discuti puoi anche cambiare idea, capite? Vi faccio un esempio su di me. Io vengo da una cultura, come tanti qua dentro, fatemela dire così, che ha sempre pensato che uno per essere pagato doveva lavorare, no? Nella mia testa è sempre stato così, dice, oh, cazzo, se non fa un cazzo vuoi anche essere pagato, è il socialismo quello, ma non ce l'abbiamo, no? Dopodiché però se tu rifletti e capisci cosa sta succedendo e cosa sta cambiando, i livelli di precarietà che ci sono, il ricatto, la gente che è costretta a lavorare a 2, 3, 4 euro l'ora, non dobbiamo mica andare fuori dall'Italia per trovare lo schiavismo nel lavoro, capite? È ritornato anche qui. E allora da quel punto di vista lì uno se capisce che qualcosa non funziona cambia anche idea, al punto che un sindacato come il nostro, se volete, che è partito da quella cultura che vi ho detto, oggi dice in modo molto convinto che anche il reddito di dignità è un elemento di battaglia, che lo devi fare per quelli che il lavoro non ce l'hanno per garantire il diritto allo studio. Così come è avvenuto a Firenze, che alla riunione della coalizione sociale si sono presentati 20 medici, alcuni anche primari, e gli hanno detto siamo pronti
Diteci voi ad aprire ambulatori, a curare quelli che non ce li hanno, perché sta sempre venendo più fuori il fatto che chi è figlio di un lavoratore dipendente col cavolo che è in grado di andare all'università deve smettere di studiare, o il fatto, sai quanta gente trovo io girando che mi dice, se discuti un po', questo mese non ho potuto curarmi perché non ho i soldi per pagare i ticket? Quanti ce ne sono? O rinuncio perché al limite c'ho un altro in famiglia o perché c'ho l'anziano non autosufficiente. Allora il punto di ricostruzione, anche per poi, non sto dicendo che noi dobbiamo fare le cose che sostituiscono le battaglie per avere un sistema pubblico che garantisca questo, ma oggi se tu non sei nella condizione di non lasciare solo nessuno e di ricostruire i luoghi e le forme in cui la gente assieme si può affrontare, non va da nessuna parte. Ma se ci pensate, per noi vuol dire tornare all'origine del movimento sindacale, Cioè non è che uno dice, ma che invenzione è, non ci siamo inventati nulla. E anche la parola coalizione, che capisco che ha ingenerato molta confusione perché tutti l'hanno letta politicamente, nasce dall'origine. Il sindacato, quando è che nasce alla fine dell'Ottocento? Quando in Inghilterra un governo liberale fa una legge che riconosce a chi lavora il diritto di coalizzarsi, cioè di potersi mettere assieme. E cioè riconosce che la singola persona, da sola e più debole, ha bisogno di avere il diritto sancito per legge di potersi organizzare collettivamente se lo vuole per affrontare la situazione. E quindi le forme in cui trovi il luogo e il modo, nasce da lì la nostra idea e la nostra proposta, ha questo significato. È chiaro che è un elemento di trasversalità e parte dal fatto che se tu vuoi contrastare i disegni, la logica, che anche questo governo sta portando avanti, così come quelli precedenti, che di fatto usano la crisi per ridisegnare complessivamente il sistema dei diritti sociali, al punto che quando la crisi sarà finita tu non hai più nulla di quello che c'era prima e non hai neanche più le condizioni di rilanciare. È evidente che o lo contrasti adesso e ti poni il problema di essere all'altezza della strategia che sta mettendo in campo, non ne vieni fuori. Perché se tu devi valutarlo, non facciamo l'errore di dire che non ha una strategia, che è sbruffone, che non ha... C'è un disegno preciso che sta venendo avanti. Sta affrontando tutti i temi dentro un'idea e una logica che è esattamente alternativa alla storia d'Europa, al modello sociale europeo, a una certa idea di eguaglianza. È molto più simile al modello americano. Sia sul piano politico, non ci sono corpi intermedi, non discute con nessuno, quello che viene eletto risponde direttamente al popolo, cioè a nessuno, alle lobby, perché a quel punto lì sono altri, e allo stesso tempo sei di fronte al fatto che la cancellazione dei contratti, il sistema sei verso una progressiva privatizzazione di tutta una serie di servizi e di diritti pubblici che vengono oggi sanciti in questa direzione. Ma se tu vuoi essere all'altezza di misurarti con quel disegno e con quella strategia che tenta di affermare anche una cultura che oggi ha una sua forza perché si è affievolita l'altro punto di vista, tu hai bisogno di ricostruirlo nella pratica. Ma insisto, facendo anche delle cose concrete. C'è stata una certa discussione, vi racconto questa per non tenerla troppo lunga, se no perdo anche l'aereo, in più vi imborso, che è avvenuta in una discussione che a me è capitata di sentirla direttamente in Germania al congresso dell'IG Metall. Al di là del fatto che per me intanto c'era la Merkel che è venuta al congresso dei sindacati metalmeccanici tedeschi e già, no, dice Madonna, già, lei non è di sinistra, non dice neanche di essere di sinistra, però è andata. E quando è stata lì, non solo ha spiegato cosa intende fare sul problema immigrati, anche con alcune cose di coraggio che ha fatto, ma addirittura è venuta lì a dire che è d'accordo col sindacato tedesco che bisogna in questa fase allargare le coperture della contrattazione collettiva. Siccome io il tedesco non lo capisco e avevo un interprete, io ho proprio detto, mi ripeti quello che hai detto? Perché ho detto, sono in Germania, parla la Merkel o sei tu che mi traduci a me in modo che io... No, ho proprio detto queste cose, ho detto, ecco, capisci? Ecco, siamo in un quadro completamente diverso. Cosa ha fatto lì il sindacato tedesco, che al limite ha più soldi di noi, per dare un'idea delle pratiche? Siccome guardate che questa questione migrati, lì al limite se ne fanno sapere meno, ma il quadro che è emerso è che il livello di scontro sociale che c'è in Germania sugli immigrati è ancora più alto di quello che c'è da noi.
lì elementi di paranazismo che danno fuoco ai centri, alle case e tutto il resto sono molto diffusi nella ex Germania dell'Est come da altre parti. È uno scontro vero che è aperto. Cosa ha fatto il sindacato tedesco? Metalmeccanico? Ha stanziato soldi, fate conto, la traduco in italiano, è come se noi, non abbiamo tutti quei soldi, decidessimo che 800.000 euro o 700.000 euro li diffondiamo e ne diamo una quota ad ogni territorio, ad ogni provincia, e poi diciamo ai sindacati di ogni provincia, con quei soldi lì, adesso aprite le sedi sindacali, fate delle scuole, dove fate sia i corsi di tedesco a chi non è tedesco e ai tedeschi gli fate i corsi di cultura islamica, perché così conoscono cosa succede. Vi è chiaro cosa vuol dire? Loro uno quando vede quelle robe lì ha una certa impressione perché i tedeschi sono tedeschi, no? C'è uno schema molto preciso. Ma se ci pensate che operazione hanno fatto, è un'operazione dal mio punto di vista che dovremmo fare anche noi. Se le camere del lavoro e i luoghi sindacali non tornano a essere i luoghi in cui tutti quelli che lavorano e che hanno bisogno possono andare lì per trovare delle risposte, e lì insieme litigherai anche, ma metti assieme le persone, è l'unico modo che hai, perché l'esperienza nostra, cioè l'insegnamento dei grandi dirigenti nostri, penso a Di Vittorio, e sono sempre stati quelli che un obiettivo centrale di un sindacalista deve essere quello di impedire la competizione tra le persone che per vivere hanno bisogno di lavorare, se no non esistiamo, capite? E allora, siccome invece noi oggi siamo in quel livello lì, e non è un caso che oggi non c'è una rappresentanza del lavoro o che la politica va da un'altra parte, capite? Non è un caso che la gente non va a votare, o se va a votare può anche votare per la Lega pur essendo iscritta alla FIOM, o votare per qualcun altro, vi è chiaro? Ma perché? Ma perché se tu la metti sul piano, se scatta il meccanismo che quando io ho bisogno, quando io ho un problema, non c'ho il luogo dove andare perché nessuno mi dà la risposta, è chiaro che avrà delle risposte da altre parti, c'è un vuoto di rappresentanza e di proposta. Ora, questo per dare una serie di cose sono temi e azioni che possono essere messe in campo. E chiudo davvero, visto che qui sono state indicate una serie di temi, e visto, io lo dico per la discussione che abbiamo fatto anche ieri, guardate che siamo ad un passaggio, e cioè il rischio che quel poco di industria che è rimasta qui chiuda anche quella, ma non perché si sviluppano attività alternative, ma perché perdi anche quelle, è una cosa che nei prossimi 2 o 3 mesi ci abbiamo sotto gli occhi. Perché se ad esempio su tutto il versante costo dell'energia e forme di energia diverse il governo non fa nulla o non è in grado, noi siamo non solo a rischio definitivo di chiusura di tutti il Sulcis, ma di messa in discussione di tutte le attività industriali che rimangono. Perché questo governo che fa delle gran chiacchiere non sei di fronte né a un piano nazionale dei trasporti, come qualcuno diceva, o della mobilità, non sei di fronte a un piano nazionale sull'energia, sei semplicemente di fronte ad un governo che pensa che i posti di lavoro si creano perché le imprese oggi possono licenziare e gli faccio pagare un po' meno di tasse. E allora la cosa che io vedo è che se la battaglia dell'Alcoa o di quell'altro gruppo dell'Eni o del petrolchimico rimane semplicemente una battaglia di quei lavoratori lì, è già finita prima ancora di cominciarla. E se al limite qui si vuole costruire, a partire dai temi che sono stati indicati, la possibilità che il prossimo appuntamento che avete non è solo per raccontarcela, ma perché i gruppi di lavoro che avete indicato provano, allargando con competenze anche che qui non ci sono, allargando, discutono di che cosa vorrebbe dire costruire un'azione, una pratica anche su questo terreno, possono essere elementi di iniziativa che mettono in campo il fatto che a quel punto lì l'idea di una Sardegna diversa come voi l'avete indicata sul lavoro e su altre cose diventa anche un elemento di pratica che tu costruisci e allarghi la tua condizione, così come metti in campo iniziative pratiche. Non so se quella della scuola pubblica popolare che da altre parti fanno può essere un'idea o no, non so, ne ragionerete voi, lo deciderete voi, ma il punto di novità è questo, e in questo senso c'è la necessità di costruire, dentro al quale, certo, e qualcuno giustamente faceva notare che saremo belli ma siamo tutti maschi, no? Che è esattamente un punto vero, e ve lo dice uno che la cultura della differenza domina, non era proprio nelle mie corde, no? Anch'io ne ho dovuto prendere parecchie e devo essere onesto, non è proprio, no? Ha ancora dei limiti, ma oggettivamente questo è un punto vero.
ed è un punto che dobbiamo affrontare, perché il ragionamento della cultura della differenza non è solo il fatto della differenza di genere, ma è proprio assumere anche il valore della cultura della differenza come un elemento di ricchezza, non che la differenza diventi un elemento di rottura, di scontro o di negazione o di allontanamento delle persone. E allora anche in questo ci possono essere tante pratiche che puoi mettere in campo, ma questo è l'obiettivo. Io non so se sono riuscito alle domande che sono qui state fatte, agli interventi, anche a chiarire dei dubbi. La volontà è questa. E insisto, un processo di questa natura è chiaro che può realizzare, non è semplice, non è facile, non è breve, ma può realizzarsi non se ogni tanto da Roma mandi qualche idea, ma può realizzarsi se nei territori, perché tra virgolette quando abbiamo chiuso l'assemblea dei 2 giorni a Roma dove hanno partecipato 1200 persone e si è discusso per 2 giorni anche lì autofinanziati e tutto il resto, la cosa che avevamo lanciata è che il sogno di tutti noi era poter arrivare a un certo punto che la riunione successiva non era più persone che si trovano a discutere, ma che erano le tante coalizioni territoriali che si erano costruite, che si incontravano per confrontare le esperienze, per dire quali erano gli elementi comuni e quali battaglie potevo mettere. Io non vi nascondo, e chiudo davvero, che nel fatto che la FIOM ha avanzato questa proposta non c'era semplicemente un elemento di altruismo, lo facciamo perché siamo buoni, lo facciamo per gli altri, ma perché ci rendiamo conto che anche per noi, come FIOM, come sindacato, se non cambi non c'è un futuro, capite? Quindi non è che l'abbiamo fatto per qualcun altro, l'abbiamo fatto perché il rischio dell'esistenza del sindacato confederale per tutto quello che sta succedendo è sul tavolo. Non è che questo processo lascia le cose come prima. Se cancelli i corpi intermedi, non hai cancellato solo il sindacalista, hai cancellato il diritto di chi lavora di poter avere una sua autonomia, una sua soggettività e quindi il diritto di poter collettivamente agire. E quindi è indubbio che questo vuol dire anche cambiare il sindacato, vuol dire aprirsi, vuol dire riconoscere anche gli errori che fai, vuol dire anche per il sindacato allargare gli spazi di partecipazione e di democrazia. La democrazia oggi, secondo me, e qui dico una cosa personale, è il vero terreno su cui tu devi agire, perché la democrazia ce l'hai dentro l'organizzazione, ce l'hai nella politica, ce l'hai nell'economia. Chi è che decide? Proviamo a farci queste domande. Chi è che decide dove investire, come investire, quando investire? Chi è che decide che tipo di scuola? C'è un processo democratico in cui qualcuno risponde o costruisce, o siamo a un accentramento? Non siamo forse di fronte al fatto che il vero limite del premier attuale, al di là dei giudizi che uno può dare, se ci pensate, lui non svolge il ruolo di premier eletto dal popolo, no, lui sta svolgendo il ruolo di premier come se fosse un amministratore delegato di un grande gruppo, che pensa di non dover rispondere a nessuno se non ogni tanto con gli azionisti, e non gliene frega nulla se gli azionisti, cioè quelli che votano, vanno a votare tutti o ci vanno pochi. L'importante è che quelli che vadano a votare a maggioranza votino per lui, punto. Meno ce ne vanno e più contento è. Non a caso siamo di fronte ad un aumento della disaffezione del voto, questo è il punto. E allora da un certo punto di vista la partecipazione, la democrazia è lo strumento che noi possiamo usare per provare a cambiare questa situazione. E questo lavoro, insisto, ha bisogno dell'intelligenza di ognuno di noi. E se vogliamo essere onesti, quando si partecipa e si discute, il conflitto, il fatto che esistono idee diverse, è la verità. Se non ci fossero idee diverse non esistiamo, non so se è chiaro. Dovrebbe prendersi in giro, cioè non so come dirlo. Dopodiché non è che perché ci sono idee diverse non bisogna mai andare d'accordo, ma è proprio il confronto che ti permette di costruire delle azioni e delle pratiche. E questo credo quello che dobbiamo fare. Grazie.